visto che il tempo è scaduto, noi cominciamo in anticipo. Tutti pronti? E solo a Marone Lugano si può salvare. Siamo tornati ai tempi esatto, silenzio stampa. Allora parliamone. Premessa per chi guarderà questa live anche dopo. Io ho sonno, ma non perché il Napoli mi annoia e quindi mi addormento a guardare le partite. Ho sonno perché mi sono dovuto svegliare alle 6 del mattino, dopo tutto quello che uno deve fare il sabato sera, per guardare il Napoli. Per guardare il Napoli che con una vittoria avrebbe potuto scavalcare il Milan e mettersi in solitaria terzo posto in classifica senza poter essere agganciato da nessuno. Adesso invece possiamo anche parlare di un Atalanta che ci può saltare addosso. Quindi i like che vi chiedo sono per me che mi sono dovuto svegliare, ma lo faccio con piacere, lo faccio perché è una passione il Napoli, il calcio, ma guarda, nello specifico il Napoli. Non penso che mi sarei svegliato alle 6 del mattino per guardare il classico. Mi interessa il Napoli, e visto che mi interessa il Napoli siamo a un punto di non ritorno, quindi mi interessa il Napoli, non mi interessa Garcia, non mi interessa nemmeno Kvara, non mi interessa nessuno, non mi interessa ADL, mi interessa che il Napoli esca fuori da questa situazione. È una situazione che non è nuova, perché le sensazioni ancelottiane le abbiamo avute anche a inizio stagione, no? Calcio che è un po' liquido, è un po' ibrido, e quindi inevitabile adesso fare dei paragoni e ritrovarci in una situazione dove cambiare l'allenatore mi sembra inevitabile. Cioè ADL non può in questo momento confermare la sua scelta. La cura ADL, cioè lui che va poi a Castelvolturno, che segue gli allenamenti lì, che parlotta così, non penso che abbia funzionato. Si può dire che non ha funzionato, si può dire. Di conseguenza, qualcuno dice non è colpa di Garcia, è colpa di Kvara. E a me non interessa né Garcia né Kvara. Io devo capire il Napoli, dove, cosa può fare e come migliorare questa situazione, perché il paragone con il Milan va fatto, perché l'anno scorso il Milan ci finisce in Champions da campione d'Italia perché la Juventus viene penalizzata in classifica, altrimenti il Milan sarebbe finito quinto. È una riflessione che va fatta. Attenzione. Il Milan che dimostra di continuare a inciampare, di lasciare punti per strada, avrebbe potuto anche perdere se non fosse stato quel pestone. Fa 2-2, cioè si fa recuperare altre volte 2 gol. Di conseguenza io ringrazio Giorgio Mele. È la prima cosa che devo fare. Forza Union Napoli sempre. Union Napoli, ma nel senso Union Berlino, nel senso o l'unione che ci dovrebbe stare tra di noi, non lo so. Se non avete visto la reaction, vi prego di mollare questa live e vi andate a vedere la reaction e poi tornate, tanto abbiamo tempo. Oggi non ho fretta, ve lo dico prima, oggi non c'è fretta, si analizza, si parla, e visto che siamo in silenzio stampa non possiamo analizzare parole di Garcia, di conseguenza ce le dobbiamo inventare noi. Ogni volta che c'è il silenzio stampa
che uno vuole dire la conferenza non si è fatta perché o era un silenzio stampa preventivo. Con la vittoria si sarebbe parlato. Abbiamo perso contro la squadra con il peggior attacco in Europa. Io facevo, non sapevo, non so tutte le statistiche dell'Europa, ovviamente, però è una delle riflessioni che ho fatto durante la reaction. L'Empoli 4 gol in 11 partite, subendone 27, non so quanto ne ha subiti. E non siamo, perché a me non è il gol che prendi, è il non riuscire a fare gol. Beriscia migliore in campo, senza dubbio. Quando si dice Beriscia migliore in campo, vuol dire che i presupposti il Napoli li ha creati. Unica via, mettere like e maestro Giampaolo. È l'unica via, Gazzello. Io ti ringrazio perché questo è il supporto a prescindere. Gollini migliore in campo. Gollini un paio di parate, una insomma importante la fa. Poi per il resto e il non aver fatto gol, vedi, e sono d'accordo perché i presupposti ci sono stati, ma non dobbiamo far parlare un attimo i numeri, ragazzi, perché nell'analisi se il Napoli crea presupposti, vedete i pallini che vedete sulla destra sotto la scritta Empoli, crea i presupposti ma sono pallini piccoli, non creano occasioni pazzesche. Beriscia la fa la parata sul tiro da lontano di Lindstrom, fa quelle 2 parate su Kvara che potevano essere un pochino più importanti. Il pallino più grande è l'occasione di Kvara, sicuramente. Per Napoli fa solo 1.6 di XG, 1.06. Saluto gli amici Bellini, sono inferocito, non con l'allenatore, colpa solo di ADL, questo dimostra i miei e qua è uscita una cosa, anni contro di lui, il non voler vincere. Garcia poverino è stato messo lì, ha tolto Bonomi, Sinatti, Giuntoli, eccetera eccetera. Fabio, ancora una volta quando si fanno le donazioni con i numeri escono emoticon a caso ed è divertentissima questa cosa, quindi divertitevi, ecco, se volete fare una donazione, se volete intervenire su PayPal con un messaggio, scrivete il messaggio normale così facciamo anche il commento al vostro messaggio, però scrivete dei numeri a caso dopo, li mettete dopo così ci divertiamo e troviamo la situazione. Mi sa che il sostituto era presente in tribuna accanto ad ADL, mi sa che i confronti li ho fatti per nulla. Merci Aurelio e Rudy. Peppino, lo so, io li recuperiamo perché domani faremo un'analisi che potrebbe essere l'ultima di Garcia, bisogna essere onesti perché di fronte anche all'impossibilità di avere un allenatore migliore che ti possa migliorare, perché un allenatore che ti fa una media punti superiore al 2 a partita è difficile da trovare in questo momento, difficile riattaccare la spina, rifar muovere il Napoli in un certo modo senza Spalletti, però quei numeri non li voglio perdere, li voglio analizzare di nuovo nella completezza di un'analisi. Dopodiché dobbiamo analizzare che oggi, visto che, partendo da un presupposto, che l'avvicinamento a questa partita, anche senza la conferenza, ci ha raccontato che l'ambiente tra i giornalisti, tra i tifosi, quelli là un po' informati che hanno le soffiate, dicevano vince o non vince, non significa niente, viene cambiato lo stesso. Non lo so se Garcia ha preso questa cosa e ha detto sì, mi cambiate lo stesso, benissimo, almeno cambio come dico io e rivoluziona un po' la squadra. Sarebbe carino dire l'ha rivoluzionata perché erano stanchi, hai visto che non ce la faceva più Zielinski, perché l'analisi della formazione è interessante farla uomo per capire dove è una scelta di Garcia rivoluzionaria che voleva fare, era un'idea particolare, oppure è una cosa di devo uscire, me ne devo andare, me ne vado con le gambe mie, con l'idea mia, senza quel 4-3 che mi ha imposto. Ne possiamo parlare anche perché Meret si è infortunato nel prepartita, quindi era inevitabile. Aspetta, Gazzella. Vale, ho visto occasioni, ma tutte erano multicasuali. Sì, infatti 7-9 non esce il numero. Però sì, ma infatti questo abbiamo detto per quanto riguarda gli XG. Salvatore, grazie per la tua compagnia, che il dolore di stomaco perenne, serve una scossa. Grazie a te Salvatore per il supporto e ringrazio io voi per la compagnia, perché
sarebbe ancora più dura per me all'estero. Finché si vince, tu metti la bandiera fuori, qualcuno a New York mette la bandiera e si è tutti contenti. E quando si soffre che il tifoso ha bisogno di stare con i suoi simili, e quindi ci confrontiamo tra di noi, chi è all'estero e chi no. E vediamo un pochino. Ringrazio anche Raffaele D, che andrà a finire nel gruppo Telegram. Ricordo a tutti gli abbonati che potete scrivermi @ValerioFluido su Telegram e vi aggiungo al gruppo dedicato agli abbonati. Ciuchi ritorna, Ciuchi sta facendo una bella stagione in Olanda in questo momento, penso che stia bene lui. Li aggiorniamo, Peppino, li aggiorniamo, e domani potrebbe essere l'ultima. Ringrazio Anonymous, ringrazio Silvana, perché mi è uscito sul telefono, ringrazio Silvana anche lei per il supporto. Li aggiorniamo perché probabilmente questa sarà, c'è la seria possibilità, la serissima possibilità che sia l'ultima partita, l'ultima analisi del Napoli di Garcia. Poi io ho questa convinzione, e spero di sbagliarmi ovviamente per il bene del Napoli, che cambi Garcia, metti uno qualsiasi, visto che non può arrivare Simeone, non può arrivare Klopp, non può arrivare Guardiola, non può arrivare neanche De Zerbi. È difficile trovare un allenatore che poi e vai e raggiungi l'Inter. Secondo me il Napoli farà lo stesso tipo di campionato, cioè vittoria, un pareggio, o si scivola una vittoria, una sconfitta, poi si scivola di nuovo, si vincono un paio di partite, una la prendi con fortuna, una sei mezzo convincente. Secondo me, perché alla fine anche quando arrivò Gattuso, che per me risistemò una situazione di prepariamoci ad arrivare sesti stasera, giustamente dice Nicola, perché se guardiamo la classifica anche il Bologna potrebbe, no vabbè, Bologna è a 18 e ci può scavalcare l'Atalanta. Grazie mille Nicola e grazie Brock. Problemi tecnico-tattici non lo so, io vedo zero mentalità. Garcia ha fallito nel fare ciò per cui è stato preso, svegliarli e non farli adagiare sulla vittoria. Au revoir, prendiamo un traghettatore. Garcia out. Brock, sono d'accordo, sono molto d'accordo, perché mentre io vi dico nell'analisi dei numeri, che poi alla fine lo ha detto anche il telecronista, il Napoli dopo il Bayern è la squadra che fa più tiri, il record di tiri in Europa, più del Manchester City, più del Real Madrid, record di tiri il Napoli, vuol dire che i presupposti per i tiri Garcia, i giocatori li creano, poi quei tiri non finiscono in porta, quei tiri non finiscono in rete. Qua si può chiedere ai giocatori di essere un pochino più precisi, un pochino più affamati, un pochino più famelici, un pochino più cinici, o anche che se arrivi un pochino più sotto alla porta, arrivandoci meglio, facendo tutti dei movimenti che liberano i giocatori, il famoso free header, che cos'è? E quando tu fai un colpo di testa ma sei free, cioè non sei marcato, e quelle sono le occasioni dove sei più pericoloso. Se c'hai 10.000 persone addosso, il pallone rimpallato, l'azione sporca o casuale, è chiaro, si conta come tiro, probabilmente come statistica, ma non è efficace. Quindi è una cosa che dobbiamo analizzare per bene. Valentino, questa moneta servono affinché noi ci consoliamo, ci consoliamo. Avevo capito con l'insalata, dicevo Peppi. No, non mi fa perdere il filo che ce l'ho tutta qui. Avevo cambiato anche tazza perché io non ho visto molta avena, però vi devo dire la verità. Se con l'Union Berlino ho visto un po' una mancanza di anche un po' di leziosità, vabbè, tanto poi lo facciamo. Oggi ho visto proprio che l'Empoli ci ha imbrigliato e ci ha, cioè, secondo me il Napoli ci ha provato, poi magari non con quella foga, con quell'aggressività. Mi è piaciuto di più il primo tempo contro la Salernitana. Nell'idea generale, Garcia che parte con la doppia punta, che per me è un errore. Ve lo dico prima, per me è un errore, perché quando poi sei già partito con la doppia punta, se non hai sbloccato subito la situazione, non puoi cambiare in meglio la partita, non puoi essere più offensivo. Hai dovuto togliere un Simeone,
hai rispostato Raspadori al centro, hai aggiunto Zielinski e Kvara ovviamente, però non hai potuto fare nessun tipo di assalto. Il Napoli le occasioni le ha avute come nel primo tempo, anche nel secondo tempo con Kvara, con Lindstrom, però vedi che alla fine l'idea, secondo me, di avere sempre un attaccante in panchina quando ti serve, secondo me è importante. Se tu fossi ADL cosa faresti? Antonio, io non so chi sono gli allenatori disponibili in questo momento. I soliti nomi che si dicono, Mazzarri, eccetera, non mi convincono assolutamente. Perché una sconfitta del genere, Mazzarri ci avrebbe detto si gioca alle mezzogiorno e mezza, non è giusto, pioveva e quindi la pioggia non aiuta le squadre tecniche. La lista delle scuse di Mazzarri, la lista delle scuse di Sarri, anche se con Sarri almeno tu vedevi un'organizzazione di gioco, non mi convince la minestra riscaldata. Se a Garcia abbiamo detto magari tu non ti sei aggiornato, serviva un allenatore un pochino più aggiornato, io non lo so se Sarri si è aggiornato, ci fa sapere sulle interviste che lui si è studiato il 4-3-3, però non lo so, era tutto un altro Napoli, era un Napoli che cercava di uscire dal fuoco con grinta, essere la sorpresa del campionato. Noi mo siamo i campioni d'Italia e dovremmo fare tutto un altro tipo di gioco e di campionato. Quindi non lo so, però in questo momento io ve l'ho detto dal momento in cui sono uscite le dichiarazioni di ADL su Garcia, quelle delle università, e quando escono le notizie su Conte, da quel momento è Garcia stesso che si deve dimettere, perché ti ha legittimato e non si può lavorare in questo modo. Lui non si è dimesso per mantenere lo stipendio, perché era convinto comunque di poter far bene anche a livello di punti, come prestazione le abbiamo analizzate, però in questo momento secondo me è inevitabile, anche perché ragazzi, non so se è la prima volta che succede, ma alla lettura delle formazioni gli olè per i giocatori con i cognomi urlati, dopodiché allenatore Rudy Garcia, fischi del Maradona, la bolgia del Maradona, ma quanto è importante giocare in casa, perché si perde sempre in casa. E ho sempre detto è una cosa casuale, alla fine in casa, fuori casa, può essere un fatto tattico perché si chiudono contro di te, però in questo momento il fattore Maradona è a tuo sfavore se tu mantieni Garcia in campo, perché c'è il mormorio, perché si sa che il tifoso del Napoli invece di tifare guarda la partita, giudica, dice la sua, e lo fanno anche nello stadio. Quindi in questo momento sappiamo che i giocatori stanno molto sui social, anche i giocatori si possono fare influenzare da ambiente e tifosi. In questo momento quello che chiedevo a Garcia, cioè essere credibile, in questo momento non è più credibile. Quindi secondo me bisogna cambiarlo, non c'è altra strada. Contemporaneamente vi dico, attenzione, perché il prossimo avrà un filotto di 4 partite impossibili, e allora poi cominciamo già a giudicarlo, oppure gli diamo credito con partite difficili che puoi anche steccare, che avrebbe potuto steccare Garcia come può steccare il nuovo, anche se è il miglior allenatore del mondo. È una situazione molto molto delicata, dove non ci si doveva arrivare proprio. Però questo è quanto, e io cerco di recuperare tutti i messaggi, visto che siete tantissimi. Caspita, 1-0 della Fiorentina. Siete volati. Presidente, chiuso negli spogliatoi con squadre e allenatori, a breve ci saranno sviluppi, ti aggiorno. Grazie Fabio, il mio addetto stampa, e ringrazio anche Vincenzo che utilizza il suo messaggio da membro di 24 mesi. Giro palla lento e marcature a 2 metri sul gol. Guarda, io il gol non lo riesco nemmeno ad analizzare. In quel momento si era anche infortunato Mario Rui, era finito Caiuste terzino sinistro, poi ho visto successivamente al gol che diceva difesa a 3 Garcia, ma era finito tutto. A me interessa analizzare quello che è il non fatto, quello che si poteva far meglio. E avevo individuato, se avete visto il video di ieri, avevo individuato la possibilità di aggredirli molto in fretta nel primo tempo o nell'inizio del secondo tempo, perché è lì che l'Empoli soffre di solito molto. Si sono organizzati, ci venivano addosso abbastanza bene, non abbiamo creato grandi difficoltà onestamente, 1.6 è poco. Quindi
faremo l'unica analisi, l'ultima analisi. Si è scritto di Farioli, ma andava preso prima che andasse al Nizza, sempre se la società ci abbiamo mai pensato, esatto. Ovviamente si parla di Cannavaro perché è stato inquadrato Paolo accanto ad ADL nel primo tempo, e quindi l'idea dei fratelli Cannavaro. Solo che Cannavaro non ha uno storico di allenatore di grande livello, è un altro allenatore che sta studiando, che si deve fare, che deve fare le sue esperienze. Se lo consideri come traghettatore è un conto, sarebbe pure un peccato sporcare il ricordo di Cannavaro che abbiamo noi. Non è proprio facile. Zanetti lo preferirei a Cannavaro. Ma stiamo giocando? Fate sul serio? Dai, non stiamo giocando. C'era anche Fabio, traghettatore Cannavaro, proponiti come traghettatore. Io? No, io ho il che fare, ho tantissimi impegni qua in America e non posso proprio farlo. Fallimento totale su tutti i fronti di ADL, pre, post e durante. Potranno far capire a lui che con la mania non vai da nessuna parte, la mia traghettatore e poi Palladino, prenotando l'ora. Certo, devi pensare, è corretto secondo me pensare già all'anno prossimo, perché però non lo so se Palladino è in scadenza, se lo puoi fare, se lo vuole fare, perché insisto ragazzi, è una piazza che scotta, è una piazza che, al di là dell'ambiente dei tifosi, che non è facile, e non è facile avere il rapporto con ADL, vinci o non vinci, comunque hai parole contro, comunque non è facile. Sappiamo com'è finita con Spalletti, sappiamo com'è finita prima con Gattuso, sappiamo com'è finita prima con sappiamo com'è finita con Angelò. Cioè ogni allenatore può dire la sua e nel rapporto con ADL alla fine non escono sempre bene. Scadenza 2024 e allora è un'idea più che positiva. A me Palladino piace moltissimo. Ti confesso che al 55esimo ho scritto nel gruppo WhatsApp degli amici che il Napoli avrebbe perso questa partita. Non era una gufata, ma l'impressione che si poteva giocare anche 2 giorni e non avremmo segnato. Gennaro, sì, questa impressione che poi non si basa su niente, però il tifoso che guarda tanto calcio ce l'ha. È un'impressione che ho avuto per esempio quando guardavo la Fiorentina contro la Juventus. Potevano giocare altre 2 ore e non succedeva niente. Impressione che ho avuto un po' con l'Union Berlino nel secondo tempo, e quest'oggi anche se alla fine Kvara le 2 occasioni pesanti le ha avute, però non era quel Napoli schiacciasassi che tu dici li spingi, alla fine li costringi ad un errore, vanno in affanno. Io ho visto che il tempo scorreva inesorabile e infatti in reaction riguarda che sta scadendo il tempo, ma ci muoviamo a farlo, sta scadendo il tempo. È veramente tosta. Tra Cannavaro e Mazzarri quale soluzione ti convince per più? Nessuno dei due. Non mi fa scegliere Cannavaro, non ho proprio idea come ragiona come allenatore. Mazzarri lo conosco e non mi convince, quindi tra i due ti dico Cannavaro perché non lo conosco e mi sfizia l'idea di studiare un allenatore nuovo, ma non mi convincono entrambi. Se tu invece fai un discorso di traghettatore con già l'idea per l'anno prossimo, probabilmente ci mette Mazzarri senza grandi velleità, sarà tutto un levarsi la giacca e protestare con l'arbitro nel post partita, perché ricordiamoci, all'epoca poi a me non dispiaceva. Primo aggiornamento, unico nome che filtra è quello di Mazzarri, che chiede però un contratto sì fino a giugno ma con opzione di rinnovo in caso di qualificazione Champions. Tutto mercato web. Palladino e Thiago Motta rispetto a De Zerbi subiscono di meno, vero. Thiago Motta però già ci ha rifiutato una volta, quindi tenderei ad escluderlo, a meno che non voleva evitare di venire con la squadra scudettata e quindi rischiare di bruciarsi, perché Garcia si è bruciato. Poteva essere un momento di rilancio per Garcia, però Garcia si è bruciato e Thiago Motta ci ha rifiutato per fare un altro anno di esperienza, magari puntare a panchine un pochino più comode nel futuro. Ragazzi, 800 like, mi fermo assolutamente, che poi sono tanti messaggi, è difficile leggerli tutti, però devono arrivare a 800 like.
È la sensazione che la squadra non voglia Garcia. Ammutinamento soft, Vincenzo, sì. Ho visto quelle dichiarazioni della stampa con Garcia che chiedeva a Kvara e Zelinski: siete pronti? Dai, ce la fate? E loro quasi non rispondevano. Analizzeremo nel dettaglio appena abbiamo più immagini e più dichiarazioni, anche il body language dei ragazzi, perché ci sono stati dei momenti in cui Anghissà, che per esempio ha fatto pure una buona partita, poi in certe fasi mi è sembrato lezioso. Guardando le prossime 4, chi ha il coraggio di sedersi su questa panchina? Colpa di Rudy, di ADL, fa solo molto male. Forza Napoli sempre. Diego, condivido l'amarezza e condivido la riflessione su quelle che arrivano, le partite che arrivano, che tutti quanti fanno questo discorso un po' banale, un po' semplicistico. C'è la sosta, approfitta della sosta, metti il nuovo allenatore, si lavora e lavori senza i titolari, senza quelli che poi vanno in nazionale, e quindi già poco da lavorare, e poi affronti delle partite pazzesche. Deve arrivare un allenatore che nel frattempo stava studiando, interessato al campionato, che stava già studiando, perché in poco tempo poi è difficile studiare tutte le partite, che può studiare, pure che lo studi il Real Madrid, pure che lo studi l'Atalanta, l'Inter, la Juventus, poi non sono nemmeno tanto difficili. Il problema è cambiare marcia, entrare subito nella testa dei giocatori, fargli capire che la stagione non è finita e che si può ancora risollevare, e che stiamo ancora lì, perché stiamo ancora lì. Questa è la cosa assurda. La frustrazione è tanta. A mente lucida stavo pensando a un cambio giocatori e moduli, è stata una sfida. Ce l'ha quel sapore lì. E Garcia ha toppato alla grande. Ce l'ha quel sapore. È come dire: ah sì, voi vi volete cacciare e finisco l'ultima stagione come dico io. Se avesse vinto il Napoli, se col se non mi piace, però se avesse vinto, Garcia poteva fare il petto in furia e dire: hai visto? Tu volevi il 4-3, invece con il 4-2-3-1 che si vince. Questo discorso è molto molto superficiale, perché il Napoli ha fatto molto bene con il 4-3-3 e ha fatto molto bene anche con il 4-2-3-1, con Garcia, con Spalletti. Quindi veramente è un discorso superficiale. Tutti quelli che vi dicono il Napoli può giocare in un solo modo è sbagliato. Il Napoli può giocare anche a 3 in difesa, non c'è problema se i principi di gioco sono giusti, se tutti remano dalla stessa parte e se tutti fanno quello che devono fare. Ti puoi mettere anche a 3, però in questo momento a 3 è difficile. Sapete perché? Perché non ce li hai 3 difensori centrali con le loro riserve, e quindi tutti gli adattamenti che si possono fare in questo momento in corso d'opera richiedono tutta una serie di lavori e anche di interventi di mercato, perché sennò poi devi adattare Di Lorenzo, devi adattare Politano, devi sfruttare le riserve in un certo modo. È veramente una situazione delicata se vuoi cambiare anche modulo. Quindi no, veramente non so, nei panni di ADL veramente non saprei cosa fare. Dopo la parata miracolosa di Beriscio su Kvara era chiaro che la palla non sarebbe entrata, e poi il gol loro è proprio nella storia del Napoli. Il gol loro non mi sorprende affatto, perché quante volte abbiamo parlato del Napoli che attacca e poi subisce la siringa. Ce le ricordiamo, non le dobbiamo nemmeno, basta la sensazione. Queste non sono sensazioni nuove, sono sensazioni che abbiamo già vissuto, sono cose. Fiorentina in vantaggio, ce l'aveva detto Vincenzone, noi teniamo presente Fiorentina in vantaggio contro il Bologna. Strano Cannavaro in tribuna, è andato in tribuna altre volte, è chiaro che in questo momento fa sensazione. Aiutatemi voi, non so se sono più delusa dalla prestazione o rassegnata, perché dopo le prime 2 parate di Beriscia avevo già capito che sarebbe finita 0-1 con Eurogol. Come la mettiamo, nome? Queste partite sono nella nostra storia, ci provo in tutti i modi, e poi arriva la beffa. Quel gol somiglia a quello del pareggio della Sanitano lo scorso anno. Di questi Napoli-Empoli quanti li abbiamo visti? Esatto, perché poi ognuno dice Napoli-Verona, ma Napoli-Empoli, Empoli-Napoli, quanti ne abbiamo visti? Questo Napoli non passerà nemmeno il girone di Champions, piano, perché basta il pareggio con il Braga, anche se perdi con il Real Madrid, piano, ma non risolve niente, risolve che arrivi
Don Raffaele, prega per noi, Don Raffaele. Allora la prossima volta che uno chiede ai giocatori o all'allenatore ma come se lo spiega il Napoli in casa così? Perché il San Paolo Maradona è una lagna. Questa deve essere l'unica risposta sincera, perché siamo lagnosi e non diamo nessuna spinta, non c'è nessuna bolgia del Maradona. Se il Napoli gioca bene, il Maradona reagisce. Altrimenti, se noi aspettiamo il sostegno dei tifosi, specialmente con questi chiari di luna, abbiamo voglia di aspettare. Segna per noi, Don Raffaele, prega per noi. Veramente. Rigore per il Bologna. Vare al di là di Garcia, che secondo me va esonerato. Anche tu hai avuto la sensazione di vedere una squadra svogliata, Politano escluso? Sì, ma più che svogliata, in alcuni momenti lezioso. Vi parlavo di fasi leziose di Anghissà, che però non è nuovo a tutto questo, anche l'anno scorso lo faceva spesso. In un paio di occasioni anche Kvara mi è sembrato lezioso. Politano ha dato secondo me tutto in questo periodo e anche nel secondo tempo l'ho visto esausto, ecco perché poi chiedo l'ingresso di Lindstrom, e Lindstrom poteva essere una storia, anche quella bellissima, però il tiro era abbastanza centrale, si distende per Iscia, ma il tiro non era irresistibile da lontano di Lindstrom, a buona occasione, però Lindstrom ha dimostrato, Lindstrom è il Napoli, come vi ho fatto il paragone, Politano è il Napoli, Lindstrom è il Napoli in questo momento, perché va, sembra che fa una grande cosa, la perde subito, la recupera subito, poi la perde un'altra volta, cross non arriva. Quindi questa è la sensazione. Questa è la sensazione. Rigore sbagliato l'Udinese. Come? Maronna mia, dai, veramente, rigore per l'Udinese sbagliato. Uffa. Tutti fermi a guardare, il giocatore non ne sente la colpa. Lo diciamo, azzurro dentro, anche perché c'è stato molto spesso palla, io credo che come possesso palla, sì, 65% di possesso palla per il Napoli, molto spesso ho visto il pallone nei piedi di Rachmani, nei piedi di Ostigard, e pochissimo movimento senza palla di quelli davanti, pochissimo veramente. 7 tiri in porta per il Napoli, 3 per l'Empoli. Non c'è feeling tra squadra e mister, ma le alternative non mi entusiasmano. Tudor, Mazzarri e Giampaolo. Converrebbe aspettare, che dici, c'è pure l'opzione Cannavaro. Non lo so se c'è l'opzione Cannavaro, io penso che in questo momento della rete li stia valutando tutti. Se ad agosto ne ha valutati 40, adesso ne starà valutando 80, ma quelli ci sono, e può essere che si inventa un coniglio dal cilindro, ma in questo momento, ecco perché io vi dico, non arriverà uno che improvvisamente vai, si galoppa, ci saranno dei bei momenti, si darà merito a lui per andare contro Garcia e non si dirà questa è stata una bella cosa individuale del giocatore. L'ultima frase di Garcia prima del silenzio è stata profetica: è dall'Udinese che non vinciamo in casa, quindi faremo di tutto per far felici i tifosi. È bellissimo, perché li hai fatti felici i tifosi, perché con un pareggio magari comunque si diceva ma hai fatto il punto, almeno non hai perso, Garcia, eccetera eccetera. Invece la sconfitta fa felici alcuni tifosi che mamma mia. Valerio, sta arrivando Zidane, tutto a posto, investimento importante per non svalidare la ruota, attenzione internazionale alla squadra, il piazzamento in Champions assicurato, va benissimo. Sono un po' sorpreso dalla notizia, noi la registriamo e andiamo avanti. Domanda senza criticare nessuno, più per curiosità, ma se fosse la squadra voler far fuori Garcia, vedendo la situazione difficile in cui siamo, non è controproducente, perdi solo terreno? E senza dubbio, Valentina, la riflessione è giusta. Io non ci voglio credere, ma non ve lo posso nemmeno escludere, perché abbiamo visto cose strane nel calcio, esiste questa cosa tra di loro, i giocatori, gli spogliatoi ogni tanto fanno questa cosa, oppure non tutti d'accordo, magari tu vedi dei giocatori che si dannano l'anima. Io penso che Politano con Garcia stia tranquillo, stia bene, abbia il posto assicurato da titolare, stia facendo una buona stagione. La prima occasione del Napoli è un bel tiro di Politano, però ce ne saranno altri scontenti, quindi se poi non siete tutti insieme, questo è il problema, se non siete poi tutti insieme si creano queste sfilacciature.
pochi minuti per fare lui, ma subito una sovrapposizione. È vero, Kvara ha bisogno di aiuto, non può sempre dribblare, è verissimo, e io qua a me dispiace perché nelle analisi delle singole partite abbiamo visto momenti buoni di Mario Rui, momenti cattivi di Mario Rui, abbiamo visto momenti cattivi di Olivera, momenti buoni di Olivera, però purtroppo qua io contesto a posteriori. Benvenuto Fabrizio Pezzotti, dove sta? Eccolo qua. Benvenuto. Qua io contesto a posteriori è facile, però lo fanno tutti, perché non lo posso fare anche io. Nella mia idea, se hai Mario Rui devi avere Simeone, perché Mario Rui ti consente il cross ed è un cross leggermente migliore. C'è un amico che mi sta scrivendo su Twitter che mi insiste su una cosa, ed è giusto, la qualità dei cross, e ogni volta che c'è un cross importante che porta poi al gol anche nell'altra squadra me lo fa notare. Oggi idem, la qualità dei cross. Con Mario Rui c'è un pochino più di qualità dei cross, e questo è evidente nel confronto Mario Rui Olivera, è evidente. Se tu metti Mario Rui nel finale senza Simeone, per me c'è poca logica. Per me ha più senso che Mario Rui sia con Simeone, anche perché Simeone colpi di testa, Mario Rui no, Olivera colpi di testa, Raspadori no. Quindi nella logica delle cose è una logica anche banale, anche di caratteristiche. Mario Rui il cross per Simeone lo abbiamo visto l'anno scorso quanto era bello, mentre con Olivera tu c'hai più fisicità. Olivera tende anche a inserirsi centralmente all'interno rispetto all'esterno sinistro. Raspadori viene, si crea lo spazio e Olivera lo può andare ad attaccare. Quindi questa è nella logica di una mia logica di un non allenatore che guarda il calcio in maniera banale, e faccio queste riflessioni qua. Queste cose qua a Garzia mi sarebbe piaciuto chiederle. Non è più logico questo? Poi lui mi risponde, dice: ma che stai capendo? Io ho tutto un altro tipo di ragionamento alle spalle, che fa parte di test, che fa parte di prove, di controprove, e questo non lo possiamo sapere. Ovviamente nel racconto dell'inizio, dell'11 iniziale e poi dei cambi, abbiamo detto Gollini perché Meret si è infortunato, Di Lorenzo gioca sempre, Rachmani non va in nazionale, questo ve l'avevo detto, gioca lui. Nathan Ostigar non lo so che se c'è una scelta, perché secondo me sono entrambi bravi di testa, Ostigar magari un pochino di più, ma anche Nathan abbiamo visto prendere il palo, quindi lì cambia poco. Scegli Olivera, non mi ha convinto tantissimo la catena di sinistra Olivera-Elmas, non mi hanno convinto. Scegli di togliere Zielinski e non è male, secondo me questa non è male, perché l'avevamo visto che Zielinski era molto affaticato, però in un'idea, in un concetto ideale dove stiamo facendo le pulce a Garzia, io dico togli Zielinski, però passi a 2 a centrocampo con Raspadori dietro la punta. Raspadori deve fare quel lavoro che faceva Zielinski, altrimenti in porta non ci arrivi pulito, e non è stato così, non lo abbiamo visto. Raspadori ci ha provato un po' a tutto campo, niente. Kvara ne può saltare una, io non sono arrabbiato perché Kvara, però capi, Raspadori le deve giocare per forza sempre, a costo di mettere tutte e due le punte davanti, e gli altri possono essere così. I like, fatemi il resoconto dei like. Voci insistenti su Fabio Cannavaro, basso costo, max flex tempo. Gallardo, sì, Gallardo è un mito in Sud America, però da quello che ci hanno fatto sapere anche i vari Fabrizio Romano, lui non viene a fare a prendere una panchina che non sia Barcellona, cioè lui vuole un top club che in questo momento non siamo. Vittorio Martina, benvenuto. Il Gobo Tudor no, 4-5-1. Perché Nathan oggi non ha giocato non te lo so dire, stavamo facendo allora a 4-5-1 non era la formazione, 463 like, saliamo ragazzi, saliamo, ci sono 800 persone, c'erano tipo una cinquantina di like preventivi, quindi con 800 persone in live, e io vi ringrazio perché siete straordinari anche ad un orario particolare della domenica mattina per me, pomeriggio per voi. 700 like, non vi chiedo molto, arriviamo a 700 e... Antonio, è fatta?
Sky riporta ancora Conte. Se deve cambiare Garcia bisogna andare a prendere qualcuno di migliore. Certo. E certo, Gattuso umiliato per molto meno, lui almeno non aveva certi giocatori a disposizione e c'era il Covid di mezzo. Questa è una attenuante importante che dobbiamo ricordare. A un certo punto non avevamo manco più Petagna, cioè via Mertens, via Osimhen, non avevamo più niente in avanti. Mazzarri allenatore, cronaca di Aurim e si ritorna al 2009, voglio morire. Si vola. Sono interista. Tudor porterà il Napoli almeno al terzo posto fisso. Il posto fisso, caro amico mio. Non lo so. Tudor è uno di quelli che probabilmente fa parte della schiera degli allenatori nuovi, che può essere anche un po' più moderno, anche se la scuola Tudor è un po' la scuola quella lì, che viene dai vari Gasperini, dai vari Juric e Tudor poi. Non lo so, non era male, ma non è nemmeno il mio preferito. Bisogna capire quanto, bisognerebbe andare ad analizzare quello che ha fatto in Francia, onestamente, che poi anche lì lui molla la barca in corsa, quindi abbiamo un potenziale nuovo caso Spalletti. Valerio, esonero obbligato per rapporto società e tifoseria. Esonero obbligato per rapporto società allenatore, Andrea, non tanto la tifoseria. Della tifoseria ADL se ne frega, lo sappiamo, ha sempre fatto le sue scelte e secondo me fa anche bene a non fare scelte in base all'umore della piazza, perché la piazza, lo sapete, no? Basta ricordare quello che volevano alcuni dei tifosi da Spalletti, e se avesse dovuto sentire quella piazza dopo alcune cose non avremmo nemmeno avuto Spalletti nell'anno dello scudetto. Quindi ascoltare la piazza fa bene a DL a non ascoltare, però non ascoltare solo te stesso, presidente. Io dico solo questo, perché rischi, e questo noi l'abbiamo detto, se tu parti la stagione decidendo l'allenatore prima del direttore sportivo, lì c'è già il primo cortocircuito, perché vuol dire che poi anche il mercato lo fai tu, fai un mercato in base a quello che vuole l'allenatore, perché Garcia dice De Laurentiis ha detto che lui è ambizioso, se è ambizioso farà di tutto per tenermi una squadra molto competitiva. La squadra è competitiva, anche se il Napoli non ha fatto grandi investimenti sul mercato. Giocatori di prospettiva Nathan, giocatori di prospettiva Cajuste, giocatori di prospettiva Lindstrom, ma l'impianto di squadra c'era e quindi si poteva fare tranquillamente anche così. Però ADL decide lui, ADL ha rischiato di non poter nemmeno poi dirottare le responsabilità della scelta ad altri e dividersi le responsabilità. È tutta responsabilità sua, se la prenda e agisca di conseguenza. Oh, benissimo! Oh, thank you so much! Vedete? La bambina. Sono arrivati i cornetti, ragazzi, belli caldi, perché voi dovete capire che quando ci si sveglia presto al mattino non c'è manco il tempo di fare colazione. I like per i cornetti caldi, forza! Udinese 1, Atalanta 0. Ma se poi rimaniamo pure quarti è molto caldo, devo aspettare. È stu colpa, fu una frase profetica, è proprio vero, ma in tutto ciò che fine ha fatto Gaetano e Zerbin è stata una gestione gruppo squadra scellerata senza cognizione di caso, giocatori inseriti e poi finiti nel dimenticatoio. Vero, il discorso Gaetano, che poi in quei pochissimi minuti fece anche un bellissimo gol, è un conto, ma non è che fai giocare Zerbin e Gaetano e risolvi i problemi. Non è quello che si chiede a Garcia. Nella scelta, nel gestione del gruppo squadra, noi abbiamo visto che ci sono una serie di sostituzioni come minutaggio logiche e molto simili a quelle di Spalletti. Le gerarchie sono state gestite in maniera un pochino diversa, perché le gerarchie sono cambiate durante l'anno. Per esempio la fascia sinistra, Olivera Mariului, è stata gestita in un certo modo. Il resto dei giocatori, ragazzi, parliamoci chiaro, 10 titolarissimi
a partire dal portiere fino ad arrivare all'attaccante, e poi solo esigenze in caso di infortunio. Questo deve essere chiaro. Molto simile a quello che faceva Spalletti. Con Spalletti è andato bene, con Garcia no. Però la gestione è quella. Noi possiamo dire a memoria quella che è la squadra preferita di Garcia, e sotto questo punto di vista non c'è dubbio. Riunione in corso all'interno dello stadio Maradona tra Dieli, Chiavelli, Meluso e Edo. Insalata insalata di dirigenti. Il silenzio stampa, hai ragione Tedrick, hai ragione, non mi piace, non mi è mai piaciuto, non lo capisco, cioè lo capisco perché lo capisco. Allora partiamo da un presupposto, che è un presupposto che dai giornalisti non può mai arrivarvi, quindi io parto da un presupposto che è una convinzione mia, che molto spesso me l'ha confermata anche Guido come sua idea. ADL non ha una grande considerazione dei giornalisti. ADL non ama, non li considera in gamba, quando può li prende in giro, quando può li smentisce, quando può li attacca. Di conseguenza il rapporto, se ci fosse solamente lo stadio virtuale, no? Solamente le partite in televisione, non ci fosse nemmeno l'obbligo per questioni di TV, insomma, di fare le conferenze, ADL ne farebbe volentieri a meno. Di conseguenza ogni qualvolta che c'è la possibilità di fare un silenzio stampa giustificabile lo fa. Poi contemporaneamente la famosa riflessione: ma le domande sono stupide, vero, ma le risposte sono banali, verissimo. Quindi tu dici niente, però all'interno delle risposte, quando anche sono banali, tu ci puoi leggere un atteggiamento, puoi leggere tra le righe, puoi vedere il rapporto che l'allenatore ha con gli addetti stampa del Napoli, puoi vedere il rapporto se dice una parola in più, una parola in meno con l'allenatore. Lo ha fatto Spalletti. Spalletti ci disse: voi qua a Napoli, giornalisti e presidente, lo disse proprio chiaro, andatevi a vedere le dichiarazioni, disse: voi siete proprio particolari, voi qua a Napoli più che altrove, e Spalletti è uno che ha allenato a Roma, è allenato a Milano, all'Inter. Voi qua a Napoli, a giornalisti e presidente, siete proprio particolari, deve giocare questo, non deve giocare questo. E Spalletti ci disse, e fu bellissima la dichiarazione, veramente scompagina, disse: io con Raspadori o con Simeone o con Osimhen la vincevo lo stesso questa partita. Prima, da allenatore, prima non dormivo la notte, che quale punta devo mettere. Adesso non è più così, adesso qualunque punta metto, so che mi darà quello che mi deve dare e farà quello che deve fare. Spalletti, quindi il futuro, il presente, il passato prossimo, il passato più vicino a noi, e ci disse questa cosa qua: siete voi che vi ingrippate sul fatto della formazione, voi, il presidente, i giornalisti. Cambia poco. Il ritiro a cosa è servito? Cioè, niente, assolutamente niente. Vano, si sentivano importanti e quelli che uscivano comunque coinvolti. Quest'anno chi esce si agita, chi entra sembra che sta abbracciando una croce. È vero, a volte quando entrano sembrano un po', anche se c'è un altro record del Napoli, 7 giocatori che segnano entrando dalla panchina, un record insieme al Brighton, se non mi sbaglio. A proposito, scusa il ritardissimo, stavo pranzando, però se non l'avevo, ma figurati Angela, sei sempre la benvenuta a qualsiasi orario. 2-1 Bologna, sta succedendo di tutto, quindi la Fiorentina, mamma mia, Thiago Motta la ribalta. E c'è anche molto più XG per l'Udinese rispetto all'Atalanta. Come mai ADL non viene più contestato? Scusate, te ne sono poco in Nutella. Buono già così. Tony, sai che questa è una riflessione non banale? Perché una delle ultime foto che vedemmo fu una foto con un tifoso, perché ricordate che ci fu quella svolta, no, dove ADL incontrò varie frange della tifoseria, venendo a miti consigli. Un cornetto croccante, sì, sotto è croccante perché è fatto un po' bruciacchiato. Vabbè, si deve apprezzare è vero,
ADL sembra che abbia legato un pochino di più con i tifosi e c'è meno confusione, c'è meno rumore nei confronti di ADL. Questo significa anche avere un capro espiatorio come quello di Garcia, che è più facile. XG della partita li abbiamo fatti vedere, amico mio. Sono pochini. È chiaro, il Napoli meritava di vincere rispetto a quello che ha fatto l'Empoli, però Gollini la parata l'ha fatta e i presupposti anche loro li hanno creati. Kovalenko fa un gol incredibile, non lo farà mai più nella sua vita, non c'è dubbio. Si parla di allenatori alternativi, ma a meno di prendere Zidane, che non mi potrebbe risolvere questa squadra, io l'ho detto e non c'è controprova, non cambia la media punti di quest'anno, non cambia, si può alzare di mezzo punto in sotto, ma secondo me non cambia. I like per i cornetti. Sì, ma Sinincropi? No, non lo so. 572, ragazzi. Allora vuol dire che o ci sono 300 lurcatori che stanno qua solamente a godere delle nostre disgrazie, ma non mi vedrete spaccare niente, quindi andatevene. Quelli che sono venuti per lurcare e vedermi, vergogna! Mi viene il vomito! Quelle cose non fanno parte di me. Io posso arrabbiarmi durante una reaction perché in quel momento della partita, ma appena finisce la partita siamo persone serie. Io faccio un bel compleanno tra un po', a proposito, ve lo dico adesso che siamo in pochi. Io a fine novembre vengo a Napoli, voglio vedervi tutti possibili e immaginabili, cercherò di organizzare un calciotto. Ovviamente 19.000 persone non possono giocare in partita, però pure se veniamo, cioè, magari prendo un campo dove si può anche assistere alla partita tra amici un po' più stretti e poi ci pigliamo una birra dopo, oppure ci stringiamo la mano a fine partita, voglio registrare tutto, facciamo gli highlights. ASMR. Io il like l'ho messo prima di scrivere, mi raccomando, pure se oggi non mi penso proprio. No, Emma, io non ti penso, Diego. Io penso a tutti, è solo che veramente siete tantissimi e stanno volando i messaggi. Io poi do delle risposte troppo lunghe ed è colpa mia. Ha gufato, che se penso che... no, vabbè, non ci mettiamo contro Cannavaro, che mi sembra una follia. Ma se c'è la pausa nazionale, c'è la possibilità di scavalcare in Milan per andare al terzo posto, perché fare tutto questo turnover? Come lavora Zielo lì davanti nessuno, Lindstrom titolare, chissà. Considerazione giusta, Graziano. Ecco perché io vi dico, magari Zielinski era... come ti devo dire, era esausto, magari Zielinski era esausto e aveva bisogno di un po' di riposo, molto cioè una cosa nuova, è una novità assoluta quella di Garcia, anche, che può significare anche un po' una risposta a quelli che dicevano devi cambiare, fai giocare sempre gli stessi, non va bene, quindi non ne fa bene una, nel senso qualsiasi cosa fa è colpa sua se non porti il risultato, cambi troppi giocatori, non hai portato il risultato, hai sbagliato. Io con molta calma e molta serenità faccio l'analisi di tutte le scelte per cercare di trovare una logica. Non sempre la trovo, non sempre la posso sapere. VOR17 dei nostri, benvenuto. Lasciate i like. 1-1 gol annullato al Bologna. Bene. Antonio Conte, non lo so, onestamente per me non ci siamo. Grazie Nicola, sono molto contento di averti tra noi. Non ho idea di chi tu stia parlando. Tudor, Mazzario, Cannavaro, non so, sinceramente vorrei uno con la grinta di Gattuso. Che poi col senno di poi Gattuso fu quello che serviva in quel momento a Mutinamè, in quel momento lì
Poi anche lui l'abbiamo bruciato, perché l'abbiamo bruciato, ma poi in questo momento non c'è uno così. La grinta di Gattuso la trovi in Conte, sicuramente. Però Conte, ce lo ricordiamo che al di là dei moduli, al di là delle cose, è uno che va sempre contro la sua società, quando vince, quando perde. Lascia una squadra a pochi giorni dall'inizio del campionato. È uno problematico, Conte. ADL è disposto a mettersi in mano a uno così problematico, pagarlo quello che lo deve pagare e rischiare che poi ti lascia a piedi l'anno prossimo? Non lo so. Conte ci ha fatto sapere che lui vuole riposare come Spalletti e che non vuole prendere una squadra in corsa. Se cambia idea, vediamo. Ci può stare l'idea Simeone Raspadori come idea per mettere in futuro Osi e Raspadori. È l'idea che aveva Garcia sin dall'inizio, si è capito tra le righe, tra le sue dichiarazioni. Solo che adesso Osi non ce l'hai e quindi non lo fai adesso in partita se non hai un'altra punta. Per me, se non hai un'altra punta in panchina diventa difficile. ADL Conte, due problematiche, infatti si annullano tra di loro. È vero. Avrebbero dovuto vincere la Serie B e andrei all-in su Donatori. Mamma mia, dicono Scanzi e Liberi. Credo che cambiare allenatore sia la cosa migliore. La squadra è forte, già essere la via di mezzo tra questo Napoli e quello dell'anno scorso ci garantirebbe la Champions. Rimanere così invece, secondo me, anche se rimani così ti giochi per il quarto posto tranquillamente, per quello che ci sta dietro e per quello la qualità della Serie A, ragazzi, è bassa, va più che bene il Napoli di adesso per arrivare ai quarti. Non credo proprio che sia difficile. Lasciatemi like che mi sto affogando. La cosa peggiore è che questo Napoli non mi emoziona. Comunque Cannavaro secondo me può solo peggiorare quel poco di buono che c'è. Fabrizio, ecco, messa così la accetto. Cioè, quando mi dicono mi addormento, mi annoio, non sono d'accordo, perché non ti puoi addormentare quando vedi il Napoli e la noia sì ti può venire, però il non mi emoziona ha più senso, sia come tifoso sia per uno che vuole analizzare la partita. Ci può stare come cosa, cioè, lui dice non mi dà emozioni questo Napoli. È un discorso che si può fare. Diniz, allenatore del Fluminense, club brasiliano, fresco campione di Coppa Libertadores, ma anche CD del Brasile. Vabbè, non lo potevo proprio andare a sapere. Ma ripeto, io credo che serva qualcuno in questo momento di certo, che abbia ben chiaro quello che è il campionato italiano in tutte le sue dinamiche. Già Garcia era forse un po' fuori dalle dinamiche del campionato italiano, prenderne adesso un altro, Gallardo magari ha delle idee rivoluzionarie, ma prenderne anche un altro che insomma si affaccia adesso per la prima volta, secondo me è un rischio troppo grande. Molto meglio vedere Sinner contro TP di Torino. Però tu saresti contento, comunque avrei avuto le stesse sensazioni della vittoria brutta con il Braga. La priorità secondo me è la fase difensiva e Mazzarri sarebbe più affidabile da questo punto di vista. I giocatori adatti per fare il contropiede e portarlo al quarto posto a casa. Giocatori adatti per fare il contropiede? Non lo so, certo con il ritorno di Osimhen sicuramente sì, però sul lungo Kvara non è il Pocio. Kvara prende il giocatore, può andare in velocità, ma lo strappo ce l'ha solamente Osimhen, quello sul lungo. Io vedere poi il contropiede come idea di base, farlo ogni tanto va bene, ma vedere il contropiede come idea di base mi viene veramente il coccolone. Spero la vittoria dell'Inter, veder vincere quelli senza gioco, aver commesso illeciti senza punire. Quest'anno avrebbe dovuto vincere la Serie B. Questo intendevi per la Serie B? È chiaro. In panchina lui vogliamo sarebbe un orgasmo, non so di cosa io credo che il momento più adatto per esonerare Garcia con la sosta in corso sia questo. Con un nuovo allenatore si potrebbero avere 15 giorni di primo affiatamento, con Garcia è finita. Siamo d'accordo, con Garcia è finito, tutto a posto, però ricordo questo discorso della tosta che molti se ne vanno in nazionale, quindi
ti affiati tu e chi è? Gaetano. Ti affiati tu, Gaetano e Zerbin, e poi arrivano i nuovi che non t'hanno mai visto dalla nazionale, dice chi è? Sì, c'è la sosta se non lo fai adesso, però ragioniamo sul fatto che la sosta è sosta solo per pochi di loro e alla fine della sosta ci sono quelle 4 partite pazzesche. Che ne pensa tutto ciò Guido? Guido non ha nessun pensiero rispetto a tutto ciò. Lo sentirete tra poco. Il nuovo allenatore ha già nome e cognome, Aurelio De Laurentiis. Avete lasciato i like finali? Dai. Questo lo finisco quando viene Guido. Questo è un commento memorabellino. Come lo vedete, chat GTP a posto di Garcia. Memorabellissimo. Trovare un calciatore che va recuperato non è lo stesso dell'anno scorso. Molti non sono lo stesso dell'anno scorso. Quando ha fatto il doppio cambio con Kvara e Zero, chissà se voleva continuare il 4-2-3-1. Ho visto Piotr compattare il 4-3-3 tutti i 45. Ah sì, ripetiamo insieme, Lindstrom e trequartista. Sì, nel senso è giusta come considerazione tattica. Anche io ho visto. Allora, voi vi accorgete che 4-2-3-1 nel primo tempo, perché poteva anche essere schierato con Raspadori a sinistra e Elmas un po' più dietro, però era evidente Elmas alla sinistra e Raspadori a tutto campo, ma era evidente anche con Lobotka che spingeva molto. Quando sei a 2 come mediano non è che devi rimanere bloccato dietro al centrocampo come il biliardino. Lobotka spingeva da una parte e dall'altra. Poi nel secondo tempo ci sono stati dei momenti in cui Zielinski era molto più avanti di Lobotka e Anghissà, e quindi anche quello poteva essere un 4-2-3-1, però con Raspadori prima punta che può venire dietro. A quel punto si deve inserire Zielinski. Zielinski non è un centrocampista da inserimento, si può mettere in quella zona per legare il gioco, ma alla fine credo che si trattasse a tutti gli effetti di un 4-3-3. Lindstrom è trequartista. Non lo dice neanche lui dice io sono stato preso per giocare sulla fascia, posso giocare sia a sinistra che a destra. Di sue caratteristiche tende ad accentrarsi, tant'è vero che poi l'azione più pericolosa che fa quando recupera il pallone è spostato addirittura un po' sulla sinistra ma molto centrale, riceve palla da Kvara e spara da vera posizione da trequartista da fuori area. Raspadori doveva toccare il triplo dei palloni nel primo tempo, se stai in mezzo alle linee devi dare fastidio, invece non gliela davano. Vedi più ADL allenatore spiegando gli schemi oppure come motivatore? Io ho apprezzato l'ADL silente dell'anno scorso che si è fatto i fatti suoi, era quello che mi piaceva di più. Veramente non lo vorrei nemmeno né come motivatore né come allenatore. Mi sono connesso adesso, perdonatemi, ma qualcuno ha dato una spiegazione alla panchina di Kvara nel primo tempo? Era necessario far riposare prima della sosta il nostro miglior talento d'attacco? È una domanda legittima, caro Giovanni. Non lo so. Non lo so. Come il Napoli in grafica la scrive 4-3-3, a tutti gli effetti era un 4-2-3-1, quindi c'era il cambio di modulo a tutti gli effetti. Puoi pensare che Elmas ti dia un po' più una mano, ecco, diamo una spiegazione logica come la può vedere un allenatore, ok? Sappiamo che Elmas fa un po' più di fase difensiva, ok? Ti stai sbilanciando un pochino di più con la doppia punta, sì. Magari cercavi di vincerla subito, però devi sempre tenere presente, perché sennò diciamo tutti squilibrati. Elmas ti garantisce un po' più di fase difensiva, quindi lui sceglie Olivera, che è uno che è più fisicamente, che fa più fase difensiva, e Elmas che dà più una mano rispetto a Kvara in fase difensiva. Secondo me questa è la giustificazione più che la panchina per farlo riposare, visto che si arriva alla sosta. Non lo so, però ci potrebbe anche dire abbiamo fatto i test, Kvara era esausto dopo gli sforzi che ha fatto con l'Union Berlino, dovevo far riposare lui e Zielinski perché non mi avrebbero potuto dare niente. Purtroppo questo non lo sappiamo, purtroppo arriva il silenzio stampa, non gli sarebbe arrivata nemmeno la domanda in questo modo.
gli sarebbe arrivata la domanda: ma se potesse tornare, questo è proprio facile, no? Se potesse tornare indietro, rifarebbe le stesse scelte? Proprio così loro, così i giornalisti, se potesse tornare indietro, rifarebbe le stesse scelte con Kvara in panchina? E lui, a quel punto permaloso, perché oramai questa è la situazione, ecco perché si deve cambiare, perché non ce la faccio più, la prenderebbe come una domanda offensiva, cioè di attacco, e non ti dà la risposta bella da allenatore, bella dove spiega tutto, ma ti dà la risposta: ma se invece metto quello al posto di quello, poi mi dice fate questo. E quindi si è creata una situazione di non serenità, dove l'analisi non si può fare, c'è solamente la voglia di attaccare e di mettere zizzania tra ambiente, tifosi, e trovare il capro espiatorio. Questo è il problema mio generale, e non se ne esce. Non se ne esce perché non si sono creati i presupposti per uscirsi. Soffre l'Atalanta. E vediamo un pochino. I like sono arrivati. Forse se avesse giocato Jesper sarebbe stato meglio, aveva il piede caldo, ma con i se e con i mani. Purtroppo, esatto, Angelo, questo è il problema. Non lo possiamo sapere. Togli Politano. Ecco, nell'idea, no? Non puoi togliere Politano perché Politano è in grande forma, segna anche se respira, fa uno starnuto e segna. Devi togliere Kvara, metti Lindstrom, no? Al posto di Kvara gli fai fare una partita dall'inizio. Però io perché ve la spiego diversamente? Perché anche Lindstrom non ti garantisce quella fase difensiva come invece te la garantisce Elmas. Allora per questo io vi faccio un ragionamento logico come credo che abbia ragionato Garcia, per avere equilibrio e per non scoprirsi all'arma bianca. Perché? Perché l'unica arma che l'Empoli ha, che non segna sul calcio piazzato, che segna solamente su azione manovrata, è uscire palla al piede in maniera veloce e con tecnica per i contropiedi. Se tu non hai la fase difensiva di gente che sta attenta e ti fa la rincorsa, come Elmas la fa, rischiavi di l'hai presa lo stesso, perché poi la fatalità vuole che quando poi sei diventato offensivo su quella fascia con Kvara e Mario Rui si infortuna pure e non hai finito i cambi e non potevi fare niente. Quindi ve l'ho spiegata a livello logico, ma non possiamo avere la controprova perché la voce di Garcia non la sentiremo mai più. Osimhen inquadrato in tribuna al gol dell'Empoli era incredulo. Ma come? Ma quanto è importante avere Osimhen in tribuna? ADL che ha voluto risparmiare sull'allenatore, mo si trova a doverne pagare 2 con una squadra svalutata e giocatori svogliati. Grande giocata. Leonardo, tra l'altro, voler risparmiare sull'allenatore ci può stare come considerazione, ma può essere anche che lui abbia fatto le sue valutazioni dopo aver ricevuto tanti rifiuti. Può essere che altri allenatori gli venivano a costare anche di meno rispetto a Garcia, però hanno detto di no. Allora lì o li convinci ci credi talmente tanto, dici è Thiago Motta il futuro del Napoli, io l'ho osservato bene, io ne capisco di calcio, non ho bisogno nemmeno del consiglio di Chiavelli e di un direttore sportivo che ancora non c'è, ci mettiamo Sinicropi e Meluso, non c'è problema, ma io di allenatori ne capisco. Di conseguenza ho individuato in Thiago Motta l'italiano, ho individuato in Thiago Motta l'allenatore del Napoli quest'anno e paga. Non possiamo mai sapere quanto gli ha offerto, non sappiamo nemmeno se sono arrivati a parlare di soldi, però abbiamo saputo che Thiago Motta non ha voluto accettare la cosa. Se non siete arrivati a parlare di soldi e se veramente sei convinto, se tu metti sul piatto 3,5 e ci credi veramente, vedi che lo convinci, perché un allenatore giovane, se sbaglia un'annata ti puoi sempre rifare. Quindi il discorso è così. Contro il peggiore attacco d'Europa si doveva pensare alla fase difensiva, ovvero contemporaneamente Elmas Olivera mi sembra esagerato, Lindstrom Olivera e Elmas Rui sarebbe stato ottimale. Logico il tuo commento, Salvatore, è logico il tuo commento. Ecco perché io dico, quando c'è Mario Rui, Simeone, almeno c'è l'opportunità così, o alterni non tutti e due offensivi e tutti e due. È logico il tuo commento. Il mio discorso è, probabilmente Garcia l'ha pensata così. Tu mi dici, il peggiore attacco d'Europa devi pensare alla fase difensiva. Sì, anche col peggiore attacco in Europa devi pensare alla fase difensiva. Contro una squadra che fa 12 sconfitte consecutive devi mai pensare alla fase difensiva? Sì,
anche contro una squadra che fa 12 sconfitte consecutive non puoi metterti all'arma bianca 10 giocatori davanti alla linea della palla e attaccare scriteriatamente quel calcio d'angolo, perché ti fanno, devi pensarle sempre le preventive, lo devi annusare il pericolo, il veleno dove sta? Boh, prendiamolo in giro a Gattuso e facciamo quello che volete voi, ma il concetto che lo prendi e lo metti nella scatola della partita, ognuno lo può dire in maniera diversa, ma quel concetto lì, il volere fare quella corsa in più, nel volere noi dovevamo fare tesoro, non l'abbiamo mai fatto. Quindi l'unica possibilità che ha il Napoli di imporsi senza potersi, perché non siamo bravi a difenderci così, è essere forti là davanti. Crei le occasioni, devi fare gol. Se fai gol, poi dopo diventa tutto bello, gli avversari si avviliscono così. Se tu non fai gol, gli avversari prendono coraggio. E il Napoli quest'anno ha dato coraggio agli avversari. Dice, a squadra che perde 12 partite, pure un gol glielo fa. Vuoi vedere che glielo facciamo anche noi? E la Lazio è riuscita a fare così, e il Bologna così, e il Genoa così, e quell'altra difficoltà. Hai dato coraggio. Hai dato coraggio a tutti gli avversari e questo scudetto è solo così. Garcia esce con un occhio gonfio e dichiara meglio uno che due. Giustamente, nella giustificazione delle cose, quando non puoi, questa sarebbe stata la dichiarazione, no? Quando non riesci a vincere almeno non devi perdere, e invece hai perso. Ora è arrivato in ritardo, poi è arrivato. Difficile commentare, se Kvara la mette dentro parliamo di un Napoli terzo, hai ragione, i giocatori 50% della colpa, sembrano gli unici ad aver dimenticato lo scudetto sul petto, gli avversari no. Lo so Antonio, tu hai ragione, Berisha fa le 2 o 3 parate che deve fare, eccetera eccetera. Purtroppo il se ci frega perché se possiamo aggiungerci qualsiasi frase prima, adesso dobbiamo guardare la realtà. Si erano creati presupposti per una domenica perfetta, perché il Milan è inciampato con il stava addirittura perdendo, e avevi la possibilità di dare uno schiaffo al campionato importantissimo. In guai il Milan che sta in una crisi nera, e loro parlano di Pioli out almeno quanto noi parliamo di Garcia out. Quindi stiamo parlando di una squadra che è quella che in questo momento Inter e Juventus, come se stessero facendo un campionato a parte, si sta creando quel distacco. Ti viene meno il Milan, Lazio e Roma hanno cominciato malissimo, vediamo quanto regge l'Atalanta, la Fiorentina, sono squadre che ti possono impensierire, ma fino a un certo punto tu potevi dare uno schiaffo al campionato pazzesco con una vittoria, ti mettevi là, li mettevi in crisi, li mettevi loro a guardarsi le spalle, stavi più tranquilla. Invece i biscottini, abbiamo dato i biscottini, bella faccia però su dopo. Se telefona Nico Gonzalez, non parliamo di fantacalcio. Sì, Valerio, è vero, ma a parte un paio di tiri nel secondo tempo il Napoli non ha creato nulla. Nulla no, ma non presupposti eccezionali per poter dire mamma mia li abbiamo stroncati. Cioè, se ricordate quella partita contro chi era? Il Siena, lo Spezia, non ricordo nemmeno più, 4.80 di XG che il Napoli faceva, Llorente, Elmas, tutte quelle cose, e poi perdemmo. Non è quella partita lì, nell'analisi onesta non è quel Napoli lì arrembante che poi prende la siringa, è un Napoli che ci ha provato, qualche presupposto l'ha creato e prende la siringa, ma non è il Napoli wow, mamma mia, la partita proprio storta, stregata. No, una partita abbastanza normale dove alla fine c'è stato un certo equilibrio, e se parliamo di un certo equilibrio tra Napoli e Empoli vuol dire che il Napoli non sta bene, mi sembra evidente. E non si può fare, io capisco la battuta, no? Esonerano a Pioli e ci prendiamo noi Pioli, non si può fare, perché ricordiamo, quando voi fate qualsiasi tipo di analisi
e di ipotesi per quanto riguarda il nuovo allenatore. Chi ha già allenato in Serie A quest'anno non può venire. Sono arrivato solo ora, di Kakashi se ne è già parlato. Bel terzino, tu che conosci Totò a memoria ne devi parlare. Hai ragione, ma non capirebbero. Non mi capiresti. Aspetta, che film è? Non mi capiresti. Non mi capiresti. Vedere se ci arrivate voi. Non mi capiresti. Con grande tristezza. Ci devo arrivare, altrimenti impazzisco. No, sì, ho capito. Joker anche lui lo dice, però no, io sto parlando. No, sì, avete ragione. Ma non è quello che stavo pensando io. È roba napoletana. Ci arriverò prima o poi. Ci arriverò magari nella prossima live. Ma infatti con Gattuso perdemmo punti, ma non ci furono umiliazioni così. Ah, non è Joker, allora è Joker. Mazzarri come comunica con il resto della squadra se parla solo italiano e toscano esattamente? Ma sbaglio o Mazzarri ebbe anche l'esperienza in Inghilterra? Sbaglio ebbe l'esperienza con il Wolves? Quindi penso che si sia organizzato sotto questo punto di vista. Credo Edoardo, forse gli esami non finiscono mai. Non mi capiresti. Ah, no, me la sono ricordato. Non è Edoardo. Con il Watford, esatto, bravissimi, siete fortissimi. La mia community. Mi sono ricordato. Non è Edoardo, ma è l'altro di Filippo, è Peppino. È Peppino nel film. Arrivateci. No, non è Ricomincia da 3. La Soragina. La Soragina. Vedete se ci arrivate dopo. Andò al Watford dai Pozzo, c'è un video di lui che parla inglese che è iconico, ce lo andiamo a recuperare, anzi spero di non doverlo andare a recuperare perché spero che ci sia un'altra soluzione dietro all'angolo, o addirittura una grande dichiarazione adesso di De Laurentiis che dice siamo tutti con Garcia, siamo stati solo sfortunati. Non lo farà De Laurentiis perché adesso poi si rischia di mettersi contro tutto l'ambiente. Lui ha preferito fare lo sfogo e anche io non sono convinto di Garcia. Per questo non funziona questa cosa. Comunque oggi era lo stadio ed è vero, per lo più siamo stati in silenzio, ma anche per via della prestazione pessima. Ci sta Luca, ed è giusto. Alcuni giocatori camminavano in campo. Giusto, mi piace la testimonianza dallo stadio perché si hanno sensazioni un pochino più vere, reali. Gol del Deportivo Alavés contro il Barcellona in casa, tra l'altro. Ma il Barcellona... Bravo Enrico, arrangiatevi, perché lui si trova in difficoltà e dice ma tu veramente mi hai portato in questa casa, ma come ti è venuto in mente? E lui dice non mi capiresti, con grande amarezza. È un Peppino straordinario, anche perché Peppino sì, grande attore comico che ci fa impazzire anche solamente con uno sguardo, ma Peppino aveva anche grandissime capacità drammatiche ed è un film, secondo me, arrangiatevi, veramente di alto livello. Veramente di alto livello. Allora, noi sono stato allo stadio anche io, la squadra non ha idee, si basa solo sulle iniziative dei singoli. L'unico turnover che avrei fatto Lindstrom al posto di Kvara, Jack e Ciolito assieme, insomma, o metti una punta di peso o a sto punto fai direttamente 2 punte. Insomma, sì, metti una punta di peso. Ho capito quello che dici, Graziano, tu dici non ti fa impazzire Raspadori prima punta, preferisci o una punta Simeone oppure ne metti 2 punti. Lui questo ha fatto, ha messo 2 punte, ha messo Raspadori dietro Simeone. Lo vuoi chiamare 4-2-3-1, lo puoi chiamare anche 4-4-2, poi non è che stanno sempre in linea come il biliardino i 4-4-2. Se andate a vedere il 3-5-2 per esempio dell'Inter,
Lautaro e Thuram si alternano, uno avanti e uno indietro, quindi siamo nella logica delle cose. Però io insisto, la scelta delle due punte insieme quando non hai una terza punta in panchina, per me è un azzardo. È un azzardo. L'ho pinto, la gara in canoa, PDF, scaricatelo e vi divertirete. Se arrivasse Mazzarri, scordiamoci dei rinnovi. Questo è un altro paio di maniche, anche i rinnovi sono tutte situazioni molto delicate. Perché qual è il futuro del Napoli adesso? Che deve fare Zielinski? Che deve fare Politano? Che deve fare Osimhen? Continuiamo ad attaccare i tifosi anche dopo l'ennesimo scempio? Raffaele, chi è che ha attaccato i tifosi? Io quello che dico ai tifosi è che allo stadio sono una lagna, e lo ripeto perché sono una lagna. Però ripetiamo la solita cosa, è storia del Napoli moderno, che è la squadra che trascina i tifosi e non viceversa. Non siamo i tifosi tipo Union Berlino che saltano per 90 minuti a prescindere dalla cosa. Il tifoso del Napoli, anche perché ne capisce di calcio, guarda, mormora, dice la sua, giudica la partita mentre sta avvenendo. È così. Prendiamocela come cosa positiva, nel senso di siamo appassionati talmente del gioco del calcio che invece di tifare a prescindere siamo quelli che vogliono capirne di più e poi a volte anche con un po' di presunzione abbiamo la convinzione di avere le soluzioni in tasca. Poi sveglio dalle 5 a Chicago per vedere uno scempio, ma adesso occorre lucidità per ripartire con un nuovo corso e approfittare di un livello di avversario non irresistibile. Sono d'accordo e anche a te le mie condoglianze per esserti svegliato così presto. Siamo critici ed è giusto, esatto, però Osimhen è facile, va via a giugno. A me basta che rinnovano Zielu, Cassi out e siamo d'accordo, ma se i calciatori tra contrasti e spallate 9 su 10 non li vincono dovrebbero farsi un enorme, no, non è detto enorme, dovrebbero farsi un esame di coscienza anche loro, ma un po' di sangue nelle vene. A proposito, l'abbiamo vista un po' di meno questa vena, si può dire, penso che non si fa non si dice un'eresia se questa vena l'abbiamo visto un po' di meno. Stesso Spalletti disse quando è arrivato c'aveva una vena sola, adesso ce ne ha due, è un poco meglio. Spalletti dopo 2 anni li aveva conosciuti dentro e fuori, questi giocatori, questo gruppo, e aveva forse capito come toccare le corde dell'anima, come tenerli sempre, mai una scusa, mai un alibi, o tutti i giocatori possibili, anche quando arrivavano gli infortuni siamo fortissimi, non c'è bisogno di niente, abbiamo tutto quello che ci serve per vincere le partite. Novità su Mario Rui non lo so, non so che tipo di infortunio abbia avuto. Sicuri che Osimhen e Zielu non vanno via a gennaio come fu per Hamsik? Non lo so, io la vedo difficile, però può anche essere. Hamsik alla fine, perché ebbe quel contratto che è pazzesco dalla Cina e lo decise di prendere. Non lo so, vediamo come arriviamo noi a gennaio, come ci arriviamo come squadra. Il problema del tifoso a volte è troppo istintivo. Nelle ultime partite la colpa non è solo di Garcia, anche Issa passeggia. Lopeteghi che dici? Sì, ma anche no, ho un po' paura adesso di gente che non ha mai allenato in Serie A, onestamente. Colpo all'inguine, Leao con lesione, salterà la Fiorentina. Ultimo, il Napoli potrebbe comunicare l'esonero di Rudy Garcia tra oggi e domani. Poi si farà all-in su Igor Tudor. Fonte Orazio a comando. Orazio a comando. Sto cercando di capire se è una cosa tipo i Simpson che telefonano, no? Che cacone. Vediamo che ci dice il nostro, perché io non ce la faccio più. Io veramente non ce la faccio più. Non so più cosa dire. Che sei una persona cattiva. Sono cattivo, lo so. Spieghiamolo. Buonasera amiche Bellini, anzi buon pomeriggio, poi dipende dai fusi orari.
Amici bellini, buonasera. Guido, tu mi permetti che do un morso a questo mentre mi prendo fiato? Sì, spiego perché Valerio che mi ha invitato ha detto sei proprio cattivo a farmi prendere gli insulti. Sono cattivo ad averti invitato, hai ragione, vai. Voglio fare una premessa, poi non so quanto tempo ho a disposizione. Sono la persona meno vanitosa a questo mondo. Tra l'altro c'è una persona, no, che non so se facendo un'ironia un po' spuntata ha detto devi dire al prof dotto, Inge, professore, no, che si dice un termine. Poi quando ci vediamo di persona ti dico perché l'ho volutamente sbagliato, ma anche se avessi sbagliato, io dico sempre, faccio tanti errori. In famiglia, prima ancora di me, mio padre, poi mio nonno, non abbiamo mai tenuto ai titoli. E devi sapere che io ho abolito almeno da 16 a 7 anni gli applausi, quindi non voglio che mi si applauda quando faccio presentazioni, conversazioni, cioè, e quest'estate è successo un episodio, non è la prima volta e non sarà l'ultima, che c'erano delle persone nuove di Milano, ho fatto una presentazione, una cosa, e hanno applaudito in maniera molto fragolosa e io sono stato istintino, no, niente applauso, nessun applauso. Poi dopo mi sono dovuto andare a scusare perché uno può sembrare anche un po' cafone. Cioè. E vabbè, dice, Guido, questo che cosa c'entra? Non ci interessa i fatti tuoi. E no, invece non per raccontarvi i fatti miei, perché la vanità di quelli che Valerio chiama, e non li voglio ha preso il sopravvento su tutto e sul buonsenso. Intanto li ringraziamo che è stata una settimana particolarmente proficua perché hanno saccheggiato tutto quello che potevano saccheggiare, a partire dal fatto che se il Napoli arrivasse terzo, non secondo, quarto, eccetera, confermasse i quarti e vincesse la Coppa Italia sarebbe una stagione straordinaria. Io ho detto vincesse un trofeo, sarebbe, ho detto, trionfale. Poi però tu l'hai detto a inizio stagione, prendendosi anche le improperie di chi no, abbiamo... Allora, voglio provare a fare un gioco, poi analizziamo la partita, sono a disposizione di insulti perché ne prenderò molti, domande. Proviamo a fare questo gioco. Valerio, per un attimo cancelliamo tutto e tu non sei Valerio Fluido, sei Valerio Fluido di Parigi. Okay. E non conosci nessuno di quelli per distacco, eccetera, non conosci niente. C'è una frase, una delle tante, cioè probabilmente tutte, anche se Garcia dicesse è stato accusato, insultato, ragazzi, andati oltre il limite, perché puoi dire un allenatore che non ci sta piacendo, ma non puoi dire manco in interregionale, manco alle partite di mio figlio, perché comunque sono persone che hanno 20 anni di carriera. E queste frasi però, Valerio, chiedono massa. Attenzione, non stiamo abbassando il livello. Io adesso ti sto parlando a 5 anni, a 3 anni, poi capisci perché non è campionato italiano. Perché si sta andando in una direzione che è l'unico punto di forza che può contrastare un processo forse inarrestabile che è quello dell'Arabia, delle Superleghe, è l'unico nostro punto di forza, abbiamo creato un punto di forza. Ma poi questo è un argomento, mettete un asterisco. Diciamo che Valerio è Valerio Fluido e ha sentito dire da Garcia più volte dobbiamo vincere 3 partite. Siccome non è figlio che il Napoli ha vinto per distacco la Ferrari, non cambiare niente, mi viene il dubbio, ma perché Garcia si sta soffermando su questo punto? E si va a vedere il campionato in corso, dove dice poche squadre riescono a vincere più di 1, 2, 3 partite. L'Inter è fatto... Poi va a vedere il campionato scorso del Napoli e va a vedere le ultime 14 partite del Napoli. Quante volte nelle ultime 14 partite del Napoli abbiamo fatto 3 vittorie consecutive? 0. Quante volte ne abbiamo fatto 2? 1. Poi un supplizio. Siccome non è abbiamo vinto per distacco, ma è Valerio Fluido, dice perché ha insistito su questo punto? Perché è preoccupato che i suoi giocatori non hanno più la tenuta mentale, perché ha visto che è molto importante per un campionato così scadente vincere 3, così incomincia a prendere un po' di margine. Però è un punto di vista diverso. Io non dico che Valerio Fluido è Dio, è la sua analisi, tant'è vero che io nella mia umiltà ti faccio un'analisi, non è uscito il mio video, apro e chiudo una parentesi, perché è legato a voi, non questa volta, perché anche se una persona mi insultò, io davo molti dati numerici, statistici, ormai si è capito a un collega, ma e che mi chiamava l'uomo dei numeri, e qualche collega mi battezzava così con fare molto sarcastico. Invece io sono la persona più romantica di questo mondo
e non lo volevo, stavo facendo pubblicare nel giorno che il Napoli, siccome già non sono tantissimi, io poi guardandolo, io non guarda che mi riguardo, quando vedevo, ho pubblicato Scorsese quando abbiamo perso con l'Empoli e abbiamo esonerato Garcia. Ecco, quindi non me lo voglio legare a questo ricordo. Ma potresti farlo però per far distrarre un pochino le persone. No, in realtà c'è anche un'altra cosa, poi che io in settimana volevo farvi un regalo, pubblicare un'intervista molto carina che ho fatto uno degli ultimi grandi doppiatori, che è Luigi La Monaca, ma persi questi file e un conoscente, purtroppo, diciamo, non purtroppo nel senso conoscente di gara, che è juventino, gli ho chiesto 2-3 mila volte al giorno, mi sta mandando un file che mi manca per i controcampi, perché volevo fare l'accoppiata questo in settimana e oggi Scorsese, quindi una settimana anche drammatica. Ma chiudiamo questo discorso. Valerio Fluidò dice: chissà perché Garcia ha insistito su questo punto, si può fare vari interrogativi, gli interrogativi possono anche essere stupidi, banali o non ci interessano, però un dato di fatto, ringraziamo i colleghi che ha detto che bisogna parlare adesso di fatti, che in gente si confondono i fatti con le opinioni e cose, che negli ultimi 14 partite questa squadra ha fatto fatica, e che negli ultimi 14 partite questa squadra ha fatto una media di 1,78 punti a partita e un gol 1,35 a partita come media di gol. Avevamo vinto per no, e quello è Valerio Fluidò, non gli interessa, avevamo vinto per E poi posso capire che tu negli ultime 3, 4, 5 partite lasci un po' perché hai vinto 6 partite, 7, ma non 14, Valerio. E c'è un punto importante che poi, anche perché Garcia non era ancora allenatore del Napoli, che Spalletti lo sapevamo, almeno tutte le amiche Bellini e amici Bellini, seguendo Guido, lo sapevano da un anno di vantaggio che aveva lasciato. Quindi lui ha portato a casa, grandissimo, leggendario, non stiamo parlando male di lui, il suo risultato, ma i cocci sono i vostri. Cioè l'orizzonte temporale calcistico di Spalletti era la 38esima giornata, non di più. Guido, possiamo integrare subito, perché questa frase è impossibile da stradicare, però aspetta, senza se non ti fa pigliare dal panico, perché proprio voglio arrivare nel più profondo possibile per aiutare gli amici che sono stati anche inevitabilmente indottrinati, e non sto parlando di te, dico in generale, non parlo dell'utente ammazza Draghi. 1,78 dopo un campionato dominato dai su. Noi non stiamo, Guido non sta dicendo che non l'abbiamo dominato, anzi Guido fu quello che disse: ci mettiamo in testa davanti, dobbiamo stravincerlo, o lo stravinci o non vinci. E dissi che nell'inizio del giornato no, ma guarda, questa persona non è che mi avvilisce, perché no, io voglio prendere lui di chi per arrivare. Fatto, esatto, per arrivare. Cervello, perché il campionato dominato ti porta dissi, anche Valerio, dissi, adesso dobbiamo vincerlo nelle prime 5 giornate del giro di ritorno, dove non dobbiamo lasciare nulla. Voglio andare oltre. Il campionato dominato non lo stiamo rinnegando. Il campionato dominato magari per una squadra che è strutturata come il Napoli, per una cosa, per la società snella, per il fatto che non viene da una storia di campionati vinti. Questo campionato dominato forse ti porta anche a essere esausto, porta Spalletti a capire perché deve far giocare sempre gli stessi anche lui, e poi sa che poi non ne avranno per tutto il campionato. Capiamo che questo campionato dominato porta al finale di campionato dove sembrava che non lo stavamo vincendo più. Ci sono stati pure dei momenti in cui dici stecchiamo con quello, e con la Salernitana ci recupera, e quando facciamo questo gol decisivo. Quindi da questa analisi un po' più profonda si arriva ai presupposti di questa stagione qua. Garcia scarso, non ci interessa. Sì, però è un'analisi, non tua o mia, non solo troppo superficiale, ma troppo dettata da un unico pensiero dominante. L'esempio che ho fatto, che non ha colto questo signore, è che esiste un mondo che non è solo il Vomero e le trasmissioni del Vomero. Tant'è vero che la percezione di Napoli a Milano è totalmente diversa. Tant'è vero che poi non è voluto venire a nessuno come allenatore. Cioè Garcia sarà scarso quello che voleva, però è l'unico che ha detto sì. Domandiamoci perché. Adesso si sentono chi viene. Vi rendete conto che stiamo elemosinando un allenatore, e che prima non c'era una fila, adesso non c'è la speranza di avere Mazzarri, che deve rilanciare una carriera. Mazzarri, che tra l'altro in Inghilterra non vedono l'ora di liberarsene, parlava malissimo inglese. Ottima osservazione, come parlano alcuni giocatori con l'interprete, penso, no?
Però, detto quello, il ragionamento che volevo fare, che non possiamo comunque escludere le ultime 14 giornate, più di un terzo del campionato, con numeri progressivamente sempre più bassi, con una percentuale realizzativa del 25%, in questo momento quella del Napoli è del 31,08, infatti è bassissima, detto là. Però potremmo anche farci una domanda: con un altro allenatore voi avete fortissimo, avete la certezza assoluta che questa squadra faceva 30 punti su 12 giornate? Possiamo avere un ragionevole dubbio che quello che io dico in questa stagione, che innanzitutto si sono sottovalutati dei segnali che io, insomma, sono quelli che interpreto durante le partite. Questa squadra ha fatto 0-0 col Verona, scarsissimo, che ha fatto 31 punti l'anno scorso e sta ultimo anche quest'anno, penultimo in campionato. Ha fatto 1-1 facendo inferocire Da Laurentiis con la Salernità. Ma abbiamo perso dei soldi per quella partita, c'erano delle riprese che non sono potute essere poi utilizzate perché De Laurentiis c'erano degli ospiti internazionali, c'era Sorrentino a Borgocampo, quella partita la dovevamo vincere per sicuramente hanno rovinato anche il film che chissà dove sta, perché avranno fatto non è che non l'ha voluta per distacco, non siamo riusciti a vincere, allora ho detto ci sono tanti segnali. Direttore sportivo non serve, Mary Poppins non serve, e questo non serve, quanto è bravo il presidente, vanno negli spogliatori, tante cose che fanno massa. Sicuramente dalla presentazione, tornando indietro, di Garcia, molto bella, molto elegante nel Palazzo Reale di Capodimonte, sono stati più no che sì, non ha mai nominato Spalletti eccetera eccetera. Ma scusate, vedi la contraddizione, lì perciò ho detto la verità. Mourinho dopo una brutta prestazione dice sì, ma questa squadra, questa società non ha mai fatto due finali europei due anni consecutivamente. Che significa questo, Valerio? Non che siamo risultati tristi, che non esiste una comunicazione. Quello che sto sentendo adesso ha sbagliato comunicazione, e dalla prima giornata all'ultima ha sempre sbagliato comunicazione. Ma lo stai dicendo tu e Simone Collè, ma non esiste una comunicazione. Allora Mourinho è un allenatore che mette sempre prima davanti, anche andando indietro nel tempo, gli elementi positivi della squadra e della società. Avevi perso una partita, che c'entrano le due finali, no? Uno potrebbe dire, ma è il suo sistema di comunicazione, a volte provocatorio, non dico che è giusto e sbagliato, mi piace o non mi piace, vedi, io qua, come quando insegno, non devo imporre un gusto, ma è un tipo di comunicazione. Quella di Ancelotti è totalmente diversa, eccetera. Totalmente diversa. Perché non esiste allora, aver sentito per mesi ha sbagliato comunicazione, ha detto questo, ha sbagliato comunicazione, però poi facciamo mezz'ora di pippone sui numeri e ti ho mandato, li possiamo rimandare, e mo ti mando alcune cose sbagliate, perché tu puoi dire Garcia non mi piace, fa giocare male la squadra eccetera eccetera, Simeone sta giocando di meno, paradossalmente sta giocando di più, quindi no? E c'è da un po' resettare tutto. No, cioè da resettare tutto, ho detto, sono stati fatti una serie di errori che erano quelli che non bisognava fare per metterci indietro alle squadre, io lo dicevo, e adesso non li puoi correggere a campione in corso, perché sei dietro agli altri a livello di perché devi cambiare l'ennesimo allenatore, preparazione. Tra l'altro noi abbiamo cambiato direttore marketing, ma non conta, direttore sportivo non conta, preparatore a tecnico non conta, siamo primi per distacco, tutte queste cose non contano, allora non conta perché una Ferrari non contava nulla, adesso si è visto che contava forse qualcosa, senza alcun dubbio. Tra l'altro tu mi parlavi di Mourinho e che lui, questa è una considerazione, sembra di rivivere non vi sembra di rivivere la stessa situazione dell'Inter post Mourinho, cioè dopo il 32esimo sì, Valerio. In 32esimo sì, perché in 32esimo non possiamo fare alla pari. Perché stiamo parlando di triplete lì, cioè la pancia si gonfia un po' di più in generale rispetto a uno scudetto, però ovviamente comparando quelle che sono, facendo una scala di valori rispetto a quello che era l'Inter e quello che è il Napoli, è un'analisi, una proposta di buonsenso importante che si dica in 32esimo perché insomma diciamo una scala un po' ridotta, no? Se Via col vento è un capolavoro, il film della Cortellesi è un film carino, non puoi, no? Quindi
che sta facendo molto bene in sala, ho detto, quindi insomma in 32esima sicuramente sì, loro avevano vinto anche la Coppa Campioni, cioè non puoi. Però sì, una situazione per alcune dinamiche sì, molto tossica, proprio dalle prime giornate. Benitez non parla del Benitez, che però diceva qua mancano 8 giocatori in questa posizione del campo e non gliele voleva comprare Moratti, appena lo licenziò li comprò. Si può dire che Garcia non emoziona e non trasmette niente? Io penso che questo i giocatori lo avvertono e in campo si vede. Tenetevi Tudor, nel senso che è un'affermazione, no, è un'affermazione personale. Se il signore, la signora, non ho letto, ho detto, non si emoziona, Valerio e Guido assolutamente non solo non possono dire niente, ma non devono influire. Però è un'affermazione troppo unica, troppo... a me Mazzarri non emozionava, cioè il gol che fa Cavani con Lecce non è un gol di Mazzarri, perché è un'azione totalmente disordinata dove hai rischiato di prendere gol 3 volte nella stessa azione, perché ti emoziona. Allora uno che deve dire, Valerio, che cacciamo l'allenatore del Cagliari perché sta facendo gol, con Auriemma che dice è finita, fischia, è finita, urlando, è finita, fischia. Non fischiare! No, quello era Alvin. Nangolan tira Murato e si sbaglia il giocatore su cui fa simulare il giocatore, perché prende non solo Cavani, ma Cavani aveva un'accelerazione incredibile. Cavani se la passa a Lavezzi che sbaglia il tiro perché lo tira male, scordinato, e fa un gol incredibile un minuto dopo il recupero. Allora dovevamo cacciare l'allenatore del Cagliari. Tottenham con Manchester United, il Tottenham mi fa un gol 1 contro 1, passaggio sul quinto e gol. Dobbiamo cacciare Luis Enrique perché ha preso un gol come l'ha preso il Napoli l'anno scorso. Leao se ne va dalla sua tre quarti, passaggio, e poi entra in aria e fa la rovesciata perché Luis Enrique non ha detto fate fallo. Cioè ti rendi conto, se noi ci volessimo mettere a fare tutte le azioni, ogni allenatore sarebbe scarso. E parliamo di ieri, cioè ieri Milan Paris Saint-Germain, l'episodio di Cagliari, grandissimo Mazzarri, e la narrazione cancella allora lì l'errore che era tutto schiacciato il Cagliari. E tra l'altro Nangolan era un giocatore arcigno e forte, però fa il tiro, gli viene murato da Cavani. Se fosse stato murato un altro giocatore non aveva non solo la predisposizione ad andare all'attacco, ma il passo e la velocità. Ti viene murato la pazienza, è diverso. Questo, perché noi ci siamo soffermati a cercare le similitudini del gol preso con l'Union Berlino con le cose nostre, no? Riprendendo per esempio Barcellona, Insigne murato e loro sì. Ma in effetti questo è un altro esempio evidente di come il calcio poi si sviluppa in questi modi qua. C'è anche la casualità, perché becchi un giocatore che è più lento, si accontenta, che ha difeso palle e hai fatto lo 0-0, anche perché non c'era la forza esplosiva per fare quello scatto al 94esimo. Becchi Cavani, che era negli anni dove se distrusciavi un braccio te lo mangiava tipo piranha, cioè era uno splendore fisico, come si chiama, e quindi è un po' l'analisi. Chiaramente ci sono errori, ma qua stiamo stracciando tesserini a tutti, cioè, come se abbiamo trattato per una battutina di De Laurentiis. Avete visto? Lui si sta facendo malissimo, è pur sempre primo secondo a un punto in Francia, vabbè, non conta. Cioè, un allenatore che in un anno vinse tutti e 6 titoli del Barcellona, tra cui anche Coppa Campioni o Champions League, Supercoppa europea e Campionato del Mondo. Vedi? E però sbagliato. Lì non me la spiego proprio, De Laurentiis che proprio inciampa e praticamente ci confida che aveva contattato anche lui, cioè ti è scappato che avevi contattato Thiago Motta ed è uscita così. Quanti sono quelli che effettivamente lui aveva contattato? Perché non devi dire quella frase, Valerio. Non devi dire mai quella frase. Che non sei un grande presidente, perché se hai voluto dire quella frase, sai che cosa è? Già non la devi dire, perché quello che rimane nello spogliatore, figurati quello che rimane nella sala della dirigenza. Se proprio mentre l'hai detta dici porca miseria, manco la famosa ironia di Guido, sai che cosa devi dire? Abbiamo capito che non era il momento giusto, ma le nostre strade chissà un futuro si incroceranno. Vabbè, non me l'aspetterò mai una risposta così aperta. Ma non sviluppo, avete visto che un pollo sta facendo male? Abbiamo scampato un pericolo e tutti avevo detto io,
nelle trasmissioni in radio che lì lo contestano, cioè, e sono tutti scarsi. Conte, a me dispiace proprio, perché tra l'altro io ve lo dissi in anni non sospetti, solo che Conte non verrà mai, anche solo con questa dirigenza. Poi fra un po' annunciano Conte. La partita di oggi, per chi vuole sapere, credo che voi che siete più bravi di me con onestà, poi non è neanche tanto brutta, abbiamo visto partite peggiori, sicuramente poca brillantezza nel primo tempo, troppi errori da tutti i giocatori, ha sbagliato l'approccio robot all'uscita di Lorenzo e l'uscita Anghissà, e poi la sbagliata. Non c'è un giocatore che non ha sbagliato anche un tocco facile, e non li sa. Paradossalmente secondo tempo più disordinati col 4-3-3. Primo tempo Raspadori ha toccato più palla, ha fatto 2 tiri. Pizzul, che avrebbe grande, elegante giornalista Bruno Pizzul, so come li avrebbe definiti, eccetera, perché insomma un po' fuori dallo specchio. E quindi paradossalmente con tutto il secondo tempo a disposizione, con Kvara che deve giocare, là, siamo stati più disordinati. Nel primo tempo l'Empoli tra l'altro ci ha prestato sempre 3-1, 3 giocatori più 1 subito al rinforzo, altissimi, e hanno avuto sempre la forza, il coraggio e anche l'organizzazione e la forza per farlo. Quelle poche azioni che hanno fatti, le hanno fatti bene, veloci, con qualità. Per poco non hanno fatto gol, e bene anche Gollini, però non abbiamo la percentuale realizzativa, che è poi il mantra di Guido quest'anno. Raga, fai gol, intanto ti togli la palla, non lo fai mai, e poi prendi un gol pazzesco, perché il gol che hanno fatto loro è non solo di una difficoltà, è un gol stranissimo, con la palla e l'effetto così, che prende di nuovo l'ultimo millimetro del palo interno come Giroud. Però nel secondo tempo la squadra non ha avuto la forza mentale, sembra che non abbia la voglia, sembra un'impressione, attenzione, di poi correre su tutti i palloni. Di nuovo si è visto in alcuni momenti un Napoli troppo slegato sulle riparti, nonostante avevamo il 4-3-3, Zelinski, Kvara. Primo tempo non è tutto da buttare, per quanto azione troppo lenta, chiaramente, però non puoi dire Napoli disordinatissimo, là. Questi sono venuti veramente bene, ma per quelle cose che io vi dissi, e per me il Monza Napoli è la chiave di lettura della mia analisi 6 mesi dopo del campionato. Ragazzi, giocare da campione d'Italia hai una responsabilità diversa, devi mettere in campo non solo una qualità diversa, ma anche una coraggio e cattiveria nel senso nobile e sportivo diverso. Addirittura noi stiamo andando sotto questi standard, la paghi, perché il tuo scalpo lo vorranno tutti. Poi se entri in questa spirale che vedi la classifica lontana e non hai il gusto di dire vabbè, questa la domenica di oggi doveva essere il gusto, intanto io mi prendo un punto o qualche punto o su Roma, su Lazio, tutte e due, addirittura riesco a prendermi sul Milan, no? Cioè, a quanto caspita, oggi diventavi terzo in classifica, mettevi a tacere ragionare, non la frase fatta partita per quelle cose che non significano niente, per obiettivi immediati. Permettimi, non è una battuta, facilmente raggiungibile. Qual è l'obiettivo di oggi? Sgraffinare, scusate il termine un po' naif, qualche punto sulle concorrenti. Addirittura c'hai la possibilità su una serissima concorrente della Champions League come il Milan e superarla. Allora anche emotivamente siamo tornati al terzo posto, senza guardare l'orizzonte, siamo campioni d'Italia per distacco, eccetera, eccetera. Invece nella mente dei calciatori, ragazzi, per me questi 2 mesi siamo più forti, la rosa più forte, siamo primi, ma forse tranne l'Inter la rosa più forte, ma il Napoli è la favorita, la Valeria. No, non erano quelli i messaggi da dare, e bisognava calarsi in una realtà dove chiaramente la qualità e l'organizzazione sono sempre basilari nel calcio, ma ci fossero queste 2 componenti, molto coraggio e una mentalità combattiva diversa, ma la impareranno, la stanno imparando purtroppo sulle loro sconfitte. E che attenzione, non ti cambierà. Valerio in questo è saggissimo. Noi siamo felicissimi se viene Pinco Pallino, abbiamo sentito frasi in trasmissione, prendete chiunque anche senza tesserino, non si possono dire queste cose agli telespettatori, perché poi crei una massa molto ignorante. È grave. Attenzione ragazzi, lo vedemmo l'anno scorso con l'Inter, tu non passi da una media punti e media gol al passivo da tot al doppio. Per aumentare di 0,20 ti devi suonare 7 camicie, 0,20. Quindi
Poi arriva Pinco Pallino, vince Atalanta, Inter, Juve, cosa. Ma noi siamo contenti perché non siamo né vanitosi né ideologici. Però 14 giornate dell'anno scorso e 12 incominciano a essere 26. Guido, questa è una domanda gettonata che ti fanno spesso. Ovviamente la risposta cambia di volta in volta anche del momento. Se ce l'hai, se ci un vuoi... tranquillo weekend di paura, un incubo, dovevi fare una gita tra amici, è andata nel peggiore no, questa mi è venuta istintiva. È venuta veramente bene, un tranquillo solo che quello è un grande paura. film, cioè emotivamente la risposta è istintiva, perché nella finzione cinematografica, quella che è la storia, non il racconto cinematografico, è un incubo, però è un film, John Boorman, ti tiene fino all'ultimo. Poi tra l'altro è un cinema tutto di quello che piace a Scorsese, no? Senza effetti speciali, tutto di emozioni reali, infatti che non invecchiano quel tipo di film. Così istintivamente mi verrebbe da dire questo. Mentre leggevo del 2-0 del Bayern Leverkusen sull'Union Berlino, giusto per tenere che hanno 12 il pareggio con noi, pareggio dell'Atalanta quando siamo all'87esimo più o meno, 92esimo, 94, quindi assegnato al 92 Ederson su assist di Zappacosta. Beh, il che significa che stanno ancora indietro. Vabbè, Valerio, ma io ho scritto in settimana che tanto questa partita sarebbe stata durissima. Abbiamo eliminato dalla nostra storia che non 20.000 anni fa, che 2 stagioni fa, Napoli-Empoli perdiamo in casa, Empoli-Napoli perdiamo 3-2, e mettici quei 6 punti e un punto con lo Spezia, hai fatto i punti del Milan. Quindi domanda diretta per Guido: lo esonereresti Garcia, sì o no? Puoi chiedere, nel senso, a Guido, che è il dirigente sportivo del Napoli, a Guido che è un umile servitore della gleba, della divulgazione del cinema e della cultura, perché sono 2 cose diverse. Giusto. Quindi nei panni di ADL è un conto, o Guido che guarda il calcio è un altro. Non voglio alimentare né polemiche né superficialità. Giusto, aspettiamo l'aggiornamento della domanda da parte di Aldo. Posso intanto dirti una parte. Aldo dice da dirigente. Il Guido non si troverebbe in questa situazione, perché o non l'avrebbe scelto, se l'avesse scelto avrebbe fatto tutto un discorso diverso, più trasparente, avrebbe fatto anche una campagna acquisti diversa, cioè, quindi basta cambiare un uomo e non ti troveresti in questa situazione. Se fosse ADL, non sono ADL e si trova in una situazione scomodissima, perché dovrebbe esonerare se stesso. Lui non l'ha esonerato non solo perché non sta venendo nessuno e non me ne riconvincono, perché è una situazione veramente antipatica. Poi comunque lo stanno difendendo, tranne forse 1 o 2 testate, perché stiamo sentendo cose stomachevoli. Quindi io intanto non sarei su questo binario. Il binario, io vi ho fatto questo esempio, questa metafora, ma non per pessimismo, sono un inguaribile ottimista. Però ho detto, secondo me Napoli sta su un binario che è diverso dal binario del campionato, e si deve fare questo amaro calice. Prima fa la bretella per collegarsi al binario del campionato, ma che ovviamente non raggiungerà la testa, e meglio è. Dici questo no, ma penso che il destino sia segnato da tempo, anche per questa massa critica, chiama così, che è diventata insostenibile. Poi si dice così toglie alibi ai giocatori. Questa stagione è partita, ci hanno copiato anche in questo, sotto non una stella sbagliata, sotto una serie di equivoci, tattico, tecnico, industriale, che vede anche tecnico, anche la scelta dell'allenatore. E ragazzi, ormai o te lo vivi fino in fondo rischiando una stagione mediocre, o fai una scelta, attenzione però Valerio, che è un salto nel buio, perché adesso tu devi fare una sola cosa, una stagione cercando di arrivare nelle prime 5, perché 4, però dicendo ho buttato 2 stagioni, cioè è buttato questa e la prossima, 2, pensa un po' quanto siamo andati indietro rispetto agli altri. Perché la prossima devi rifondare, a seconda se arrivi quarto e quinto hai una serie di budget diversi, quindi e arriverai molto probabilmente alle ultime giornate dove sai se in Champions. Noi siamo lenti nella campagna acquisti quando sei in Champions da marzo, figurati se a maggio ancora non lo sai.
non è pessimismo, è la storia dell'organizzazione De Laurentiis, il rischio è di una stagione umiliante. Perché non è arrivare a tanti punti dalla vetta, anche Napoli è arrivato pure a 23 punti dalla Juve, ma non era campione d'Italia. È chiaro, è chiaro. No, ma poi mi facevano ragionare anche sulla questione dei rinnovi, cioè con quale prospettiva i giocatori rinnovano, su quale base? La squadra che lotta per lo scudetto? No, ma non solo, è un'osservazione serenissima, non solo sulla lotta, arriviamo quinti o qua. L'anno prossimo che allenatore c'è? Non lo so, mi farà giocare? Che rapporto avrò con questo allenatore che non so chi sarà? Perché anche il discorso di un traghettatore, Gattuso era stato preso come traghettatore, ma poi viene confermato perché non c'erano alternative o perché vince la Coppa Italia. Di conseguenza il giocatore che sa, che ha vissuto quella cosa, per esempio un giocatore che sta per rinnovare chiede a Zielinski, lo stesso Zielinski dovrebbe chiedersi se rinnovare o no, chiede a Zielinski: tu l'hai vissuta quella cosa lì? Se si prende un allenatore tipo Mazzarri, che fanno? Se lo tengono anche l'anno prossimo, perché io magari non ci voglio stare l'anno prossimo con Mazzarri, voglio tutta un'altra prospettiva. Quindi che fa poi? Ne paga 3? O uno lo chiama a traghettare solamente? L'osservazione nella sua semplicità, quando io vi dicevo a volte il calcio nasce da un presupposto semplice che però vedi ha diramazioni complessissime. Tu devi anche consigliare, viene questo allenatore, con che sistema di gioco giocherà? Perché io posso passare da essere titolarissimo a essere il sesto uomo, no? Beh, cambia. Vedi Politano con un 3-5-2, per farla semplice. Che si parla proprio adesso del rinnovo di Politano, immagino che aspetta un secondo, cioè si sta pensando e anche la società è un brutto momento. No, non dovevo pubblicare Scorsese, lo so che tu no, vabbè, ma percentuali di responsabilità, giochino che ti piace 100% o no? De Laurentiis ha scelto tutto lui, in questo caso non per me. Quindi il giocatore che sembra un po' svogliato, il giocatore che può metterla dentro e non la mette, non lo metti proprio in quello. Voglio spiegare questa mia analisi. Dovete sapere una cosa, ragazzi, così segretamente attore Falanga, non so se l'ho scritto pure a Valerio, e uno dice: ma quanto sei presuntuoso? E a inizio campionato, prima ancora che venisse annunciato Garcia, quindi pensate un po' alla campagna artistica, io ho detto: io spero, ma è la speranza dell'ultimo dei romantici, di chi veramente è rimasto bambino per tante cose, che questa squadra faccia 36, 38 punti, stappo lo champagne e poi vi spiego perché. Ma questa squadra più di 34 punti non li fa nel girone di andata. Non ve l'ho voluto dire perché sei pessimista, che sono diettatore, abbiamo vinto per distacco, perché sembra. Innanzitutto abbiamo fatto 40 punti, la squadra che è peggiorata di più nel girone di ritorno con questo trend. E io ci tenevo a fare questi 44, 45, eccetera, non solo per il record, il maestro Sarri, eccetera, perché dici, se tu scendi un po', fai anche male, il contraccolpo, sei campioni 6, 7 punti, scendere da 44, 45, rimani in zona che ci va in Champions. Se ne hai fatti 40 e il contraccolpo ci sarà, pure che se perdi solo 6 punti, fai 34 punti. E noi adesso dovremmo metterci questa è una cosa segreta, visto dicendo, ma Torre potrà dire, sì, Guido ce l'ha detto. Se Napoli avesse fatto e farà, perché ancora li può fare 40 punti, noi dobbiamo stappare lo champagne e dire: il Napoli non ha fatto un tracollo e crollato, significa che il Napoli è riuscito a non erodere neanche un punto rispetto al girone di ritorno, che è quello temporaneamente più collegato a questo. È ovvio che rispetto al girone di andata sappiamo che abbiamo fatto 50 punti, quindi ero molto preoccupato per i segnali però non ho voluto dire niente. E dici: ma come, non avevi ancora scelto un allenatore? Ci sono, è chiaro che poi si va in campo, però attenzione, il campo è l'ultima fase di tutto un lavoro preparatorio. È chiaro che poi De Laurentiis non è responsabile di Kvara, tira angolato, più o meno angolato, eccetera, però ci sono tutta una serie di situazioni preparatorie, sportive, umane, tecniche, fisiche, economiche, cioè, che ti preparano a questo. E siccome tutte queste cose preparatorie erano tutte negative, non ce n'era una positiva, ho detto l'unica speranza, ho detto questi giochino da Dio sempre così, perché le congiunzioni astrali sono ancora favorevoli. Però perché le congiunzioni astrali sono
Momento di freeze totale. Continuano a giocare da Dio, ma tutto quello che serve come preparazione è chiaro. No, il finale non è stato chiaro perché ti sei frizzato un attimo. Volevo dire che è chiaro che il campo poi oggi è perso per il campo, però ho detto tutto quello che serviva a livello aziendale, industriale, tecnico, cioè preparatorio, che è propedeutico per metterli nelle migliori condizioni psicologiche, fisiche, eccetera, là, è stato fatto in campo contrario. Presunzione, rinnovi contrattuali, una stampa che si è fissata solo su una narrazione, cioè inutile fare gli esempi, siamo alla Salvini, adesso è chiaro che parla il campo, però quello è il risultato finale, c'è una settimana, no? Quindi la stagione secondo me era un po' segnata perché serviva una preparazione diversa, ma già dalla festa dello scudetto, no? Che da un lato è stata da un punto di vista spettacolare molto elegante, da un lato era un po' inquietante per le frasi che tu dicevi, perché tu dicevi siamo contenti di aver vinto, basta. Adesso che conosciamo la strada cercheremo di essere sempre competitivi e di vincere il più possibile, che significa tutto e niente, no? Non ti possono accusare niente, è chiaro, certo. No, ma poi non è, se lo dici con malizia e ruffianaggine, sì, ma se lo dici con onestà intellettuale è vero. Dici, io cercherò, perché lo spirito dello sport, no? Mettere in campo tutte le tue qualità tecniche, umane, sportive e fisiche, bisogna giocare al massimo delle proprie possibilità. Se uno è Fusi e uno è Platini, uno è Fusi e uno è Platini, eccetera, no? Però è importante che Fusi giochi al massimo quando giocava delle sue possibilità, senza vendersi le partite o giocarsi là. È il principio dello sport, no? E poi a volte vinci, a volte perdi. Su 20 squadre una potrà vincere, no? L'errore per me, e per ciò era tutto chiaro, sto parlando troppo, è che si è fatta questa narrazione dove non solo tu dovevi vincere, che non c'era proprio il gusto di dire comunque può essere una stagione solidissima, per esempio anche portare a casa un trofeo, perché è propedeutica per vincere gli altri anni, perché quello che pagherai sotto forma di inesperienza, no? Il giocare da campione d'Italia, tutta una serie di dinamiche che abbiamo già spiegato, non le potevamo imparare prima perché non avevamo mai vinto, lì nessun giocatore ha colpa, giustamente è la storia, le stiamo imparando, accusiamo il colpo, adesso sappiamo come si fa. Quindi già questa narrazione oggi cerchiamo di fare un campionato tosto, onesto, concentrato, però di apprezzare tutti gli step, perché anche questi step sono propedeutici per il futuro. Invece la narrazione è stata: siamo i più forti, abbiamo un allenatore scarso. Ok. Quindi tutti questi mesi sono veramente buttati, Valerio. Guido, quale schemetto vuoi che prenda prima? Vediamo che aspetta che me li ricordo sulla penna, perché non so. Allora, fammi andare a vedere sulla mia. Vediamo confronto 11 e poi confronto 12. Io non vedo i titoli. Vabbè, tanto io li riconosco. Allora, questo credo che sia ok, sì, perché hai aggiornato i minutaggi a confronto delle due stagioni. Sì. Questo schemetto che è stato citato male, ma non con la fonte, eccetera, merita però una spiegazione. Innanzitutto le amiche Bellini e gli amici Bellini ricorderanno, perché poi tutti sbandierano coerenza e coerenza invece io non la ritrovo, che innanzitutto io mi espongo, Spalletti un genio, ha vinto, noi non siamo allenatori, nessuno di noi, cioè. Però non è che mi lamentavo, dicevo mister, però questa partita stavi vincendo 3-0 un po' prima sti cambi, no? Perché notai, e ve lo feci vedere, ma insomma non dobbiamo parlare di questo, che paradossalmente nel girone di ritorno, quando abbiamo vinto per distacco, i minuti dei cambi di Spalletti sono aumentati, pur avendo acquisito un vantaggio, quindi li faceva ancora più tardi. Siccome è stato citato e sembrava che Garzia mezz'ora di pippone facesse questi cambi lontanissimi da Spalletti, era più o meno in linea, ragazzi, tranne l'ultimo cambio,
Tra l'altro è stato detto che Spalletti cambiava sempre, Garzia ha perso dei cambi, no, 2 non li fece Spalletti e 2 non li ha fatti Garzia. Però merita una specificazione, perché questi sono dei freddi numeri. Tra l'altro l'ottimo Tore Falan mi correggeva sui decimali, ho detto vabbè, io imposto la formula su Excel, lo so che invece dovresti arrotondarli in una maniera diversa. Perché poi in realtà se tu dici fai cambi così, li devi legare alla partita, perché c'è una partita che tu stai vincendo 3-0, è grave se fai gli ultimi cambi al 79esimo, una partita che sta in bilico, una partita dove si sono infortunati 2 giocatori e tu dici io non voglio rischiare di rimanere, quindi poi ti devi andare a vedere in ogni partita non solo la coerenza, la possibilità o meno che quei cambi potevano essere leggermente anticipati o meno, perché poi lo sviluppo della partita ti può perché può anche fregarsene, come dicevo. Mi fa piacere che ci siamo ricordati adesso con Garzia di questi cambi, o che Garzia scrive, quando c'era il maestro Sarri che scrivesse continuamente, mai nessuno l'ha notato, che i cambi fossero automatici e non cambiava mai nessuno alla faccia della coerenza. Questi sono i cambi aggiornati ad oggi. Però attenzione, questa è una cosa che non è stata detta nelle trasmissioni, è sempre importante poi andarsi a vedere quella partita, che cosa è successo in quella partita, come si è sviluppato il risultato di quella partita e vedere se effettivamente detto, cavolo, stavi sul 3-0, noi abbiamo dei risultati storici che sul 3-0 non usciva Higuaín, ve lo ricordate? Come no? L'altro schemetto, penso che puoi far vedere... quello diviso a 2? Sì, che sono il confronto, perché è molto importante, con i minuti giocati quest'anno rispetto all'anno scorso, esatto. Aspetta che devo capire, questa è credo oggi. Questa è lo stesso. Sì, perché una è senza la giornata, sì, esattamente, hai fatto vedere oggi. Siccome è stato detto che Simeone sta giocando, ma per me Simeone sta giocando poco, l'anno scorso giocava pochissimo, però è giusto dire che sia prima di questa giornata, chiaramente, perché è stato detto prima di questa giornata, che in questa giornata i minuti di Simeone, e i miei sono precisi, non buttati lì, compresi i recuperi, erano superiori a quelli dell'anno scorso. L'anno scorso mai nessuno si è lamentato che Di Lorenzo giocava sempre, non rifiatava o lo Botta, eccetera, eccetera. Com'è che di colpo? Se noi vediamo, però, alla fine ci sono alcuni giocatori, Elmas, Mario Rui, quelli che hanno questi minutaggi nettamente inferiori, 2, no? Vabbè, poi Osimhen si è infortunato, no? Se non Rachmani si è infortunato, no? Però non è questa cosa è assolutamente fuori schema rispetto all'anno scorso, cioè Juan Jesus ha giocato più o meno gli stessi minuti dell'anno scorso, Lobok 77 in più, perché vabbè, Meret non te l'ho segnato in rosso perché è infortunato oggi, cioè che la gestione del turnover della rosa potesse essere fatta in maniera diversa, può essere fatta in n modi diversi, assolutamente sì, e ciascuno si può divertire anche dopo soprattutto, ma che viene raccontata una storia totalmente diversa è sbagliato. Ad esempio quella di Raspadori, perché invece Raspadori quest'anno sta giocando tantissimo e gli hanno rotto le scatole a Garzia su Raspadori, quindi non è vero che non lo vedeva, sta litigato eccetera, lo fa giocare. Non so se ci sono aggiornamenti, perché ognuno dice poi la sua, dice tra un poco arriva la dichiarazione di Cannavaro, arriva la dichiarazione di Tudor, arriva la dichiarazione di Mazzarri, Sky dice ancora pensano a Conte, quindi ognuno sta dicendo la sua. Ritieni possibile, Guido, e te lo chiedo io, che invece si vada avanti con Garzia anche dopo questo risultato, in vista di questa sosta che porterà sicuramente i suoi strascichi di polemiche, e io dico, tu cambi l'allenatore e gli proponi un quartetto di partite con Atalanta, Real, Inter e Juventus, veramente veramente non saprei cosa fare nei panni di Addio. Mazzarri ha tutto un interesse anche economico, devi considerare che adesso tu sei a casa e tu dici ma che me ne frega se poi faccio brutta figura, altri no, cioè Conte non è venuto prima, figura se non perché è molto rischioso. Se io dovessi scegliere un nome, ma penso che gli direbbe di no, che l'unico nome che non viene fatto è quello di Eddie Reca.
che sarebbe perfetto. Innanzitutto un signore alla Ranieri, insomma. Un Ranieri non ci sono problematiche per l'anno successivo. Perché lui ti viene letteralmente a fare un favore, ma non come una volta Milano richiamò Dan Peterson, grande leggenda del basket, no? E lui tornò, però disse sì, io ai giocatori, però non è che torno solo perché sono traveccatore a fare figure. Allora dice io torno perché c'è un rapporto umano col presidente, si sa che l'anno prossimo la squadra verrà diciamo rifondata su nuove basi con un altro allenatore che si spera contattino già da adesso, per dire. Però ci si guarda in tre, presidente, direi ai giocatori, famoso, no? Gli alibi. Adesso basta, questo è l'allenatore, è un allenatore che viene a farci un favore, ma non che viene a farci un favore a prendersi di schiaffo i per voi. Cioè va seguito come se fosse Mourinho, eccetera, e non si discute in una maniera seri. L'impegno, se prima doveva essere massimo, adesso è triplicato. Quindi non è perché un allenatore a scadenza ha una, oltre che signorilità, non ha il carisma, diciamo, di Klopp, eccetera, però è anche uno, dice, che non deve chiedere nulla dalla carriera, nel senso, quindi ha la saggezza, la forza ormai da anni, un caratteriale e la conoscenza dell'ambiente, però ha un merito rispetto a Mazzarri, non ha la disperazione. No, vabbè, chiaramente è un discorso, attenzione, che lì l'unica volta che dovrebbe parlare del regolamento, non queste cose sta al campo, che dice attenzione, io non sto prendendo un puparo, il nonnino pensionato, eccetera, sto prendendo uno che vi farà. Io già le sento. No, è chiaro, no, perché tu devi mettere... perché poi i giocatori devono essere io sono convinto di questa cosa e sto portando avanti questo mio concetto che potrebbe essere basato sul nulla. I giocatori stessi si fanno poi spesso influenzare da quelle che sono le dinamiche social e dall'ambiente dei giornalisti. No, è chiaro che servirebbe, purtroppo non c'è il direttore sportivo, no? Perché c'è uno che è stato preso dal pensionamento 2 anni che non lavora, e che però i giocatori sanno che dici tu non l'hai scelto questo allenatore, quello è un altro anello che vedi quando dice tutto ciò che è stato fatto in sede di preparazione della stagione, è un anello debole, perché adesso questo direttore sportivo non può difendere né l'uno né gli altri, nel senso lo può fare perché poi dicono che sia un gran signore, io non lo sto sminuendo, attenzione, non è Guido Gentile contro, no, assolutamente, è la tempistica che lo rende debole. Perché un giocatore inconsciamente dice sì, tu mi stai dicendo queste cose, ma in realtà sei venuto dopo e quindi non ci credi manco tu. E lo stesso l'allenatore, sì, tu mi stai difendendo, ma loro sanno che cioè l'hai reso debole. Ma secondo te, chiedo più a Edoardo, secondo te Calzona perché dovrebbe lasciare la nazionale slovacca o fare il doppio impegno se glielo lasciano fare per venire a Napoli a traghettare? Questa credo che sia il veleno qua, per una volta della narrazione. Ragazzi, ma tu, a parte i soldi, qualcuno, non solo devi essere felice, come dice Valerio, devi essere motivato, non solo da un punto di vista tecnico-tattico, ma ripetendovi questo, se prima ed eri campione d'Italia per distacco e non c'è stata la fila, no. Adesso in queste condizioni, allenatori, mettiamo un De Zerbi, no? che chiaramente non può tecnicamente venire, no? Metti che De Zerbi fosse libero, ma voi siete sicuri, siccome è un ragazzo che sembra molto intelligente, un altro rivista, ambizioso, tutte qualità, viene a bruciarsi. Allora è un allenatore che si sta facendo il suo percorso, è stato secondo per tanti anni, pare che sia preparatissimo questo allenatore. Esatto. No, ma perché deve farsi un autogol che poi rischia di perché dice vedi in una grande piazza ha fallito e poi ti rimane questa etichetta non è pronto per le grandi piazze e ti deve fare venire il favore a te, dice vabbè così qua, tra l'altro non è che poi guadagnerà 100 milioni perché già gli stipendi agli allenatori top lo stesso Ancelotti non poteva Edoardo, scusami Guido, Edoardo, non paragonare il Napoli all'Aston Villa, non paragonare lasciare la Liga per andare in Premier. Stai parlando di una Serie A. Calzone sta allenando una nazionale. Però vedi, Valerio, poi sembra un atto contro chi?
io non cambierò la mia squadra fino all'ultimo giorno della mia vita, e quindi la mia squadra, anche in maniera stupida volendo, sarà sempre quella che mi dà la vera emozione. Però ho l'intelligenza e l'umiltà di dire, a parte è un'emozione che è la più grande del mondo, però per un'altra persona, quella dell'Aston Villa, il punto non è questo, perché si va nel personale, che una cosa è la mia emozione, la mia gioia, il mio attaccamento ai colori, un'altra cosa è il dimensionamento di questa società nel panorama europeo, e un'altra cosa il dimensionamento di questa società all'interno di una lega che va dimensionata all'interno del panorama europeo. Noi ci crediamo, il Napoli contro il Real Madrid. Per il Real Madrid giocare con il Napoli è come il Napoli quando gioca con la Salernitana. Mettetevelo in testa. Ascoltiamo un paio di vocali. Ascoltiamo un paio di vocali, Fabio, ma c'è prima Davide. Ragazzi, per me la colpa è solo del presidente, perché ha fatto un mercato deludente, tranne Nathan, e poi ha preso un allenatore che al suo annuncio non ha scosso la tifoseria e non piaceva a tanti, e quindi ai primi mugugni è stato criticato. E poi un allenatore che paga anche gli errori dei giocatori. Se era un profilo più, diciamo, più gettonato, si sarebbe ragionato in maniera diversa. Ciao Guido, buonasera. Poi arriva quello di Fabio. Non è un'osservazione che né maliziosa né un po' triste, nel senso, questo signore, no? Però non puoi dire nulla di sbagliato. E tra l'altro ti fa capire che purtroppo quello che noi diciamo, e lo confermano i tanti tuoi contatti, ma senza quella presunzione che viene detta in alcune trasmissioni come quella verso Sud, sono solo queste le condizioni, che comunque l'umore di una piazza ha un suo peso. L'Aston Villa ha vinto 3-1 anche oggi. No, dico questa cosa su Aston Villa. Innanzitutto noi non siamo la mente di Emery, che ha vinto più volte coppe europee. Può darsi che lui ci tenesse particolarmente intanto a ritornare nella Premier, perché è il campionato di riferimento nel mondo. L'Aston Villa negli ultimi anni è una società zoppicante. Zerbi ha pareggiato anche oggi, però ha un glorioso passato. In questo momento è quinta l'Aston Villa. Il maestro De Zerbi ha preso 21 gol su 25 fatti, ma ripeto, farà il suo percorso. È un ragazzo a cui vi auguro la più grande carriera possibile, immaginabile. Attenzione, ma gli do il tempo di fare il suo percorso, questa è la differenza. Quindi non sappiamo, può darsi, dice, intanto mi chiama l'Aston Villa ed è un modo per ritornare nella Premier, perché far benino nella Premier non è come far benissimo nel campionato italiano. Probabilmente far bene in una società media nell'Aston Villa vale molto di più che far bene nella Roma, nel Napoli, nel campionato italiano, perché ti dà una vetrina, anche soldi. Gli stadi sono sempre pieni, ragazzi. Il rapporto che hai con i media anche è un altro campionato, non nel senso che lo sappiamo che è un altro campionato, è proprio un'altra dimensione. Però ripeto, sono anche sue legittime aspirazioni. Siccome la Premier in questo momento, che se ne dica, è un campionato abbastanza prestigioso, e l'Aston Villa ha avuto un glorioso passato, e tra l'altro sta facendo bene, gravita attorno alla quinta, sesta posizione. Però dovrebbero chiedere a lui. Mi sembra un sminuire un campionato e una squadra sulla base di che cosa? Forse l'influenza di una narrazione che siamo in Napoli. Forse, attenzione. Sentiamo Fabio. Prima ho preso questo messaggio, Gazzella Bella, che dice: dico sommessamente che Giampaolo è liberissimo, e risponde Francesco Perrone: Giampaolo, per l'amor di Dio. Che poi è un allenatore di una preparazione maniacale. Purtroppo è un po' come Marco Masini. Oramai è vero, dove poi arriva, dico, attenzione, sia per il signor Masini che Giampaolo, attenzione, non è adesso è uscita un'intervista di Marco Predolin, no, che ai primi tempi era diciamo la punta di diamante dei presentatori Mediaset, sia per uno scarso con una dirigente, e poi per le malelingue dicevano addirittura che si era preso l'AIDS, no? Uscì
dalla prima fascia dei presentatori, dei conduttori. Il problema è che non è rientrato manco in seconda fascia, eccetera. Ragazzi, una certa aurea, cioè noi abbiamo avuto una grandissima cantante che purtroppo si tolse la vita, è pesante a volte da sopportare. Assolutamente. Da un punto di vista della preparazione, Giampaolo è un allenatore preparatissimo e pare anche essere una persona garbata, ma in questo momento ha un'aurea dettata dalla massa critica molto negativa, che è difficile scrollarsi, ed è diventato un cane che si monta le coda, perché poi se non vai in una piazza dove incomincia a far bene, ma comunque al primo inciampo ti ripeti, è un perdente. Esatto. Ringraziamo un amico milanista che capisce perfettamente tutti i nostri discorsi. Dico solo che siete il meglio sulla piazza per quanto riguarda il Napoli e vi sento sempre molto volentieri, date molti spunti. Grazie Agostino. Recuperiamo il vocale di Fabio. È appurato il Garcia out, anche se io sono 20 anni che dico ADL out, perché è solo colpa sua, visto che il povero francese lo ha scelto lui e questo Napoli è solo figlio delle sue scelte. Ma vogliamo chiarire a tutti quelli che dicono Garcia out, che va bene chiunque, che non è così. Ciao Guido, buonasera. Okay. Valerio, questa è la frase più intelligente che potremo sentire in tutte le trasmissioni. E non l'abbiamo detta noi, la riconosciamo a Fabio. Nella sua, di nuovo, apparente semplicità. Ed è la cosa che mi preoccupa, e ti collegavo al discorso iniziale della vanità e poi il discorso arabo, vedi? E porca miseria, gli errori dovrebbero insegnarci qualcosa, che poi non è che chiunque, che servono tutte una serie di condizioni, non solo tecniche, anche umane. Vedi, prima quel signore diceva, anche all'inizio no, non ha scaldato. Ci sono tante componenti. Spalletti all'inizio però venne preso di punta, intervistavano quelli che prima hanno detto che era bravo, adesso dicevano no, al Roma poi rimpiangerete, poi riderete, eccetera, eccetera. No, questa è la vera verità, l'unica che possiamo. In realtà non è che può andare chiunque, perché tant'è vero che noi abbiamo avuto Ancelotti. Cosa possiamo dire contro Ancelotti? È bravo, carismatico, calmo, rilassato, ha una riconoscibilità all'estero enorme, non solo da un punto di vista professionale, ma non puoi dire nulla contro Ancelotti. E non è andato bene a Napoli, è come poi doveva andare solo bene Ancelotti, no? Detto, quindi non funziona. E anche dire questa cosa, chiunque piuttosto che non lui, insomma, non la storia, la cronaca di adesso non ti sta insegnando che non è chiunque, ma serve l'uomo giusto al momento giusto, e invece chiunque piuttosto. Infatti perciò la scelta è difficile, perché servirebbe l'uomo giusto al momento giusto, e di allenatori in giro ce ne sono, qualcuno anche sicuramente bravissimo. Non è detto che questo bravissimo si sposi con la condizione umana, societaria, ambientale. Cioè, voi siete sicuri viene Conte, uno che si lamenta sempre, vince la partita, incomincia a lamentarsi che la sua società non gli ha comprato abbastanza giocatori? Conte ha vinto, ha sbattuto la faccia e se n'è andato, perché ha visto che l'Inter non avrebbe speso tutti questi soldi per una campagna di rafforzamento secondo i suoi standard enormi da Napoleone. Ma lui aveva un altro anno di contratto, non è che era scaduto il suo contratto. Conte ha lasciato Andrea Agnelli, che infatti non si parlano più, aveva ancora il contratto che era un giorno prima dell'inizio della... Andrea Villas-Boas, 46 anni, ultima esperienza a Marsiglia, media punti per partita 1,98, identica a quella di Antonio Conte, fermo da 2 anni. Se sta studiando, secondo me è un grandissimo profilo. No, in corsa o è uno che devi fare. Valerio, quello, scusa che è quello che ho detto io. Se ci mettiamo a fare un elenco di gente brava in giro, ce ne sarà. Bisogna avere adesso la bravura, l'intuito, senza quelle frasi ne ho sentiti 40 eccetera, di trovare l'uomo giusto. E in questo non è il momento giusto, e questo è il momento, non è né giusto né sbagliato, adesso è il momento. Bravo, il discorso di questo è il momento, perché in caso di guida tecnica come si affronta questo miniciclo Atalanta, Real, Juve, Inter senza mandare al macello pure quest'altro pover'uomo che forse arriva? Perché a quel punto, Guido, tu fai la scelta. No, secondo me in 3 modi. No, secondo me in 3 modi, però premetto che io sono un cretino, ok? Un signor nessuno, un fallito, eccetera. E tra l'altro non pretendo non solo di allenare, di stracciare nessun patentino, è una premessa fondamentale. Purtroppo ci becco spesso, ma è fortuna. La prima, un discorso molto serio tra l'allenatore e i giocatori,
Cosa non va? Cosa vi serve per farvi andare? Mister, poi non lo so, loro possono no, va tutto, è un periodo sfortunato, mister, qui ci sentiamo meno sicuri, cosa non va? Ce lo dobbiamo dire in faccia e non deve uscire da qui. Cosa vi serve? Dove posso assicurare? Procediamo per gradi. Chiaramente uno ha le sue idee, non è che è di nuovo un tappetino, però intanto perché siccome tu stai arrivando a stagione in corso e qualcosa non è andata se ti hanno chiamato, e non devi solo vederlo dalla televisione, perché poi ci possono anche essere delle cose che uno non sa, che Cravara in questi mesi ha avuto un problema. Noi abbiamo scoperto anni dopo che Hamsik ha giocato tutta una stagione con la tonsillite, alla fine non ce la faceva più, si fece operare, però se era stato zitto e non c'è stato un collega che lo sapeva e lo disse, per dire. Quindi a volte mantengono i segreti, no? Cosa non va? Cosa possiamo fare? Dove noi possiamo aiutare per mettere nelle condizioni di ritornare a avere queste certezze? E poi chiaramente poi la terza parte, però intanto entrare in sintonia umana e calcistica con i ragazzi. Chiaramente poi tu hai una tua idea di calcio, ma non la puoi mettere alla prima giornata, perché non perché vai allo sconto, non si impegnano, perché poi a volte tu puoi vincere una partita e perdi 3, perché quando torni da un infortunio giochi bene e poi per un mese è la continuità quella che serve. E poi chiaramente tu puoi avere un'idea diversa, non solo di sistema di gioco, di uomini, di sovrapposizione, e in un tempo che non sia neanche troppo graduale, perché c'è da recuperare punti. Però è chiaro che servono adesso discorsi franchi tra le componenti e che rimangano realmente segreti, e che ci sia uno sbarramento contro tutta questa massa, anche casomai contrastata con l'ironia e non con noi abbiamo avuto in questi mesi a volte delle dichiarazioni e poi c'era il comunicato della stessa società che smentiva o chiariva, il presidente ha detto questo, siete voi che non l'avete capito. Anche questo ha creato confusione, è stato cancellato, no? Garcia out. No, non è vero che il presidente ha detto questo, siete voi che non avete capito. Cioè, adesso serve chiarezza all'interno e sbarramento all'esterno, ragazzi. Cioè, ovviamente dico all'amico Massimo che Mertens sta tranquillamente ancora in campo e non sta a pensare. Poi ogni volta che si fanno i nomi degli ex calciatori che possono entrare nello staff dirigente, addirittura con Cannavaro in panchina, la vedo complicata. Questo signore poi non so, deve sapere che, e non è mai più tornato, metà del mio cuore mi è stato strappato il 1 maggio 1988, a parte chiaramente i lutti, che insomma sono le cose serie della vita. Un dolore così grande, Valerio, io non l'ho mai più provato, a parte i lutti eccetera, anche perché ero nell'età sbagliata. Insomma, chi è tifoso del Napoli sa che cosa è il 1 maggio 1988. Hamsik è stato il giocatore che non mi ha restituito quel cuore che mi è stato strappato quel 1 maggio eccetera, ma che mi ha ridato a quella metà di cuore rimasto un entusiasmo che quasi compensasse quella parte che mi è stata portata via per sempre. Quindi da un punto di vista personale, se già uno mi nomina Anna Trieste una volta disse una frase bellissima, che quando serve segna Hamsik è come quando ti portano la pizza fritta. Io le citazioni le battute, essendo un gentiluomo, cito sempre la fonte, scusa, sono anche un po' stanco, a volte qualche parola esce male, qua è uscita... ma io aspetto ancora la partita d'addio a Napoli di Hamsik, sta per arrivare l'anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona, non abbiamo manco una teca con una maglietta allo stadio San Paolo, non il museo, quindi umanamente c'è la statua con il piede d'oro, 4-0 del Bayer Leverkusen sull'Union Berlino, giusto per aggiornare. È una squadra che ha problemi e che si può dire, no? È una squadra inguaiata. Altro vocale di Jacopo. Buonasera a tutti. Io una cosa nella quale non mi trovo è cercare sempre a tutti i costi, o almeno molto spesso, un colpevole. Lo so che è una tentazione umana. Quindi il capro espiatorio è uno o l'altro, e bisogna cercare un colpevole per cercare di rimettere a posto nella nostra mente le cose. Però vedo che come il popolo italiano cerca risposte facili, facilissime, ha problemi complessi nella politica, e poi i politicanti gli danno risposte ancora più facili,
così nel tifo si banalizzano le cose, quindi non me la sento di emettere sentenze. Valerio, è quello che dissi io qualche settimana fa, no? Si parte da un presupposto che dovrebbe essere semplice, invece lo si impapocchia e si dà una soluzione. Cacciamo l'allenatore, quando invece quel presupposto di partenza semplice ha tutta una serie di complicazioni e di riemodazioni che meritano un'analisi approfondita e che a volte serve anche del tempo, perché non sai le conseguenze di quel filone che prendi. Quindi io non posso essere d'accordo, l'ho detto qualche settimana fa. E anche dire cacciamo Garcia perché è sbagliato. Intanto chi l'ha scelto, perché l'ha scelto, perché è stato scelto in questo modo, cosa non è funzionato perché questo allenatore, quali sono le implicazioni psicologiche adesso nei nuovi allenatori, dopo tu che quello che ha vinto il campionato per distacco se ne è voluto andare, queste cose non contano che per il tuo ego, avete visto, io ve lo dicevo che era inadeguato, poi fra 6 mesi ti trovi in una situazione uguale a prima, perché non conta la storia, non conta imparare dai propri errori. Quindi questo vocale, io non posso che appoggiarlo, perché quello, leggi. No, vabbè, prima del messaggio dell'amico Achille, diceva: se Kvara fa il suo dovere, oggi ci troviamo 4 punti in più, sopravvalutato. L'abbiamo detto di Kvara, l'abbiamo detto se Osi segna il rigore, se quell'altro, se Meret para, troppi se. No, però su questa cosa, Valerio, se ti ricordi bene, io uso sempre questa frase, no? Siccome in queste settimane ci hanno abbuffato totalmente, non di pasticcini, anche se io non sono biscottini di Garcia su Lindstrom, no? Io ti dico, lo voglio vedere una stagione e mezza almeno un giocatore. Allora, Guido Gentile boccia qua la scheda Buffon, no, tra l'altro è giovanissimo, grande genio di andata, genio di ritorno in flessione, però con quel gran gol con l'Atalanta, questa prime 12 giornate possiamo dire che in chiaroscuro, e il ragazzo è giovane, ha dei colpi tecnici notevoli, anche un bel fisico, sembra molto serio, non c'è proprio il gusto di vederlo anche migliorare e non c'è la pazienza di vederlo. Quindi in una domenica va in un modo, una domenica... Guardate che infatti io continuo a dire che alcuni giocatori che ha avuto il Napoli, e io avrei avuto 11 di quel tipo di giocatori, sono stati trattati come niente. La costanza che aveva Callejon è una costante invidiabile, no? Perché era sempre costante. E poi ma costante nella prestazione, nella serietà, non sbottava negli ammonizioni, infatti non saltava campionati per doppio, e non è da tutti, Kvara deve fare il suo percorso, è un bidone, difficile dirlo, è il fuoriclasse, ancora no, cavolo, il campione, facciamoli, ha fatto l'anno scorso una stagione e questo inizio di una nuova stagione. Di questa inizio della nuova stagione unita a quell'altra non è tutta perfetta, ecco perché cominciamo a vedere una stagione e mezza, poi a volte puoi avere anche una stagione negativa, l'avrà avuta anche Buffon, o Totti, no? Che hanno avuto 20 anni di casero, quindi ci può stare che tu hai fatto 10 stagioni eccezionali e quella hai tirato a campare, perché non sono robot, però lui ha, diciamo, non la variabile, neanche l'alibi, il fatto che è molto giovane, è appena arrivato, è stato molto sbagliato la narrazione Kvaradona, come si chiama là, l'ho sempre odiata crea questi cortocircuiti, chiaramente di queste persone che sono più riflessive nel tuo canale, no, però di no è quella massa critica che pesa, diamogli il tempo. Attenzione, una cosa è Kvaratskhelia, una cosa è la totoaronica, perché a 30 anni un giocatore si deve amministrare e ormai sì, cosa può migliorare, no? A 21, che arriva a 21 anni, tra l'altro Giorgiano, eccetera, e se ti devi amministrare a 21 anni, no, a 21 devi giocare, devi sbagliare, una volta devi pure essere espulso perché ti capiterà per reazione, perché non è capitato a Amsi e a Maradona una sola volta, Amsi con l'Atalanta, Maradona con l'Udinese, ma devi fare il tuo percorso. Sono diverse il loro percorso, diverse le esigenze, diverse anche i metri di valutazione dei giocatori. Invece vengono fatti e valutati allo stesso modo ed è sbagliato. Saluto Castoken, che ho visto intervenire video dagli amici di Calcio Napoli 24. Sì, perché poi 3 pause con la nazionale, 3 sconfitte in casa, ci siamo anche un po' rotti, rompiamo questa tradizione. Mamma mia, veramente.
veramente. Cioè, ogni Ascoltiamo Vincenzone. Che... Io vorrei dire perché Cannavaro, perché Cannavaro non può essere buono per la piazza di Napoli. Uno, conosce l'ambiente, è napoletano, ama Napoli, e ha una certa visibilità nel mondo, è uno che magari si può anche far rispettare nello spogliatoio. Ecco. Certo, il campione del mondo, noi abbiamo avuto un campione del mondo, no? Secondo me è presto per Cannavaro. Presto per Cannavaro, si rischierebbe di bruciare un'opportunità perché ancora non ha fatto quel percorso. Noi parliamo del percorso di Kvara anche per gli allenatori. Stiamo parlando di un ragazzo ormai un uomo meraviglioso, che tra l'altro ha fatto quello che non ha fatto De Laurentiis, e quindi il mio articolo non era tanto sbagliato. Fatelo arrivare quell'articolo su 100 Paradiso a Cannavaro, ci terrei molto, tu che hai Instagram, perché si ti può dare uno spunto di come può essere realizzato e valutato, perché lui ha comprato il 100 Paradiso, ok, che era oggetto di un fallimento, però diciamo si va all'asta nelle cose si fanno. Anzi, lancio una proposta ai fratelli Cannavaro che veramente tengono a Napoli. A questo punto, visto che non si farà mai, fatelo lì il museo di Armando Maradona. Visto che ci sono tante reliquie, eccetera. E tra l'altro sarebbe il posto forse più adatto, più ancora dello stadio, perché lì si allenava tutta la settimana, lì ci sono state molte più magie, chiaro, magie che non rimangono negli almanacchi, però doveva avere anche Ottavo Bianchi, ha detto Maradona col pallone, pioveva, col fango, eccetera, era sempre felice quando gli toglievi il pallone. Quindi lancio questa proposta ai fratelli, che è molto più costruttiva che intanto vederlo sulla panchina, poi lo criticherebbero, si deve fare il suo percorso. Io non credo che con questa società i due fratelli possano essere inseriti in questa società. È un'impressione, non è né una notizia, né un'informazione, né un'analisi, è una sensazione. Però intanto lui ha comprato il 100 Paradiso, lo vuole ristrutturare. Valerio, ti chiedo questa cortesia, se riesci, io poi te lo rigiro a farli arrivare, perché era una proposta culturale di buonsenso. E clippate, i più giovani clippassero e facessero girare, tanto non spacchiamo visto che sono 3 anni ormai che è morto Diego Armando Maradona, e praticamente non abbiamo manco un'idea, un vetro, una teca, una vetrinetta, sai, quelle che compri 39 euro all'Ikea con la maglietta a buitoni di Maradona 10, che quella si sarebbe un simbolo. Siccome Maradona è nel nostro immaginario, non di napoletani, nel mondo, il simbolo della dinamicità e non della staticità, già l'idea della statua, no, vabbè, statua di un personaggio, non lo nominiamo nemmeno, ma se ci fa causa a te e me perché è oggetto di molte controversie, eccetera, eccetera, però non sicuramente aggregante, già con la stessa famiglia, no? Però ho detto, a parte quella statua, una vetrinetta Ikea con la maglia azzurra Maradona sarebbe stata molto più carismatica e simbolica, manco quello, dico nel museo. Ecco, il nascente centro Paradiso, per volere fortissimo della famiglia Cannavaro, e noi li ringraziamo già da adesso, e spero che gli arrivi quella mia proposta culturale di quell'articolo. Potrebbe essere, visto che ci potrebbero essere gli spazi, lo devono costruire, c'era la foresteria, c'era un posto dove mangiavano, dormire, ci potrebbe essere lo spazio, anche uno spazio non grandissimo, però intanto un primo angolino di un piccolo museo Maradona, ma io penso che comunque loro uno spazio e qualche angolo di ricordo a Diego, anche perché lui l'ha visto da bambino Cannavaro, poi ha fatto qualche allenamento con lui con la paura di fargli male, Diego che faceva vai non ti preoccupare, perché penso che già ci abbia pensato. Per allenare il Napoli non in questo Napoli, non in questo momento, proprio perché deve essere messo nelle migliori condizioni per non può essere l'ennesimo capo espiatorio, ecco, te lo devo dire, Valerio, non possiamo usare un capo espiatorio con la famiglia Cannavaro, non sarebbe giusto nei loro confronti, lo dico proprio a livello umano. Mi sa che devo ringraziare il Fabio Versatile che dice: ma se Leao guadagna cioè, milioni e non mi pare faccia vincere il Milan ogni partita oppure lo scudetto ogni anno, perché Mike Vara che guadagna 1 milione, un anno proprietario dovrebbe essere tutto un tratto Ronaldinho, e questo è un discorso a me molto caro, cioè prendetevela con quelli. È la narrazione che ha traviato le menti. Il ragazzo deve fare il suo percorso, ma anche con molta gioia,
Tra l'altro non è uno che sorride mai come Marek, che era entusiasmante, o Driss. Non sappiamo nemmeno quanto tempo rimarrà Kvaratskhelia, noi abbiamo tante nubi sul nostro orizzonte. Bella immagine l'incontro tra Mertens e Gulam. L'amico RC, che ringrazio per la donazione, Mazzarri, addirittura di vero grande campione di quella scucciolata, campione umano. Peccato che è stato sfortunato. Cioè Gulam ha la stoffa umana del campione, poi non ha vinto come i vari Zidane, però ha proprio la stoffa umana del campione. Cioè lo vedi anche quando ha parlato nei salottini, non solo non si scompone le idee chiare, non subisce non solo la pressione, ha una lucidità, una forza d'animo data anche probabilmente da una serenità dettata da tutta una serie di valori umani che lui avrà e che gli riconosciamo. Però come si comportò con te, mi sembra una persona che ha la stoffa del campionato, aveva anche mezzi fisici incredibili e tecnicamente 3 infortuni di seguito gli hanno veramente indirizzato la carriera verso una modestia rispetto a... però umanamente aveva la stoffa dei Maldini, dei Zanetti, con ovviamente anche una religiosità diversa. Cioè, ci tengo sempre a sottolineare questa cosa qui e non mi stupisco poi quando determinati personaggi si incontrano, perché poi come ciascuno di noi non è che tu incontri le persone, tutte le incontri e li abbracci con la stessa affettività e gioia, no? Cioè, alcuni con cordialità, alcuni con simpatia, alcuni stanno sulle scale. Albanese ci insegna. Quindi Montefusco no? Forza Napoli sempre. Ma perché non a questo punto il vero Leone, il maestro Vini, lui sì. O Leone. Quante probabilità ci sono secondo te che arrivi Potter, che era già stato preso in considerazione? Ma era stato preso in considerazione da chi, amico Edi Matador Cavani? Da noi tifosi, dai giornalisti o secondo te anche da ADL? Che poi tra quei famosi 40 nomi, quali sono stati effettivamente contattati? Io non so, perché è un rumor. Però per farvi capire, se è vera questa, che sarà data come notizia, io l'ho ascoltata, che Thiago Motta, uno dei 50.000 contattati, abbia chiesto subito a De Laurentiis chi è il direttore sportivo. Ha detto sono io, perché in quel momento eravamo senza direttore sportivo, tante care cose, per citare figlio. Però adesso, diciamo, tu vieni contattato, ci sono degli allenatori che insomma vorrebbero rientrare nel giro e non sono né di prima né di seconda né di terza fascia, per usare una terminologia come nei gironi di Champions, e quindi gli va bene tutto, anche 6 mesi, con l'opzione, se faccio bene, che quello poi il vincolo di De Laurentiis, perché poi tu devi far bene, ma se quello vuole l'opzione che se io mi qualifico per la Champions scatta il rinnovo di un anno, la situazione è delicata. Però voi state ragionando solo da un punto di vista del Napoli, qua mi aiuta il cinema, però la vita non è solo il punto di vista del Napoli. Io, metti che sono allenatore, mi contattano, posso segretamente essere libero di chiamare Spallettoni, dice senti, ma com'è la situazione, che succede, perché tu non... perché io sto vedendo lì, capisco e non capisco, certo, quelli dicono per distacco, no? O sentire un altro, un Pinco Pallino, o un calciatore segretamente, perché poi anni dopo si scoprono che la gente parla. In realtà mi ha chiamato lui direttamente, sono voluto andare, o i giocatori parlano, senti vieni qui, ma come si sta allora io stavo dicendo, tutti hanno la voglia di venire a Napoli perché siamo i più forti, abbiamo vinto per distacco. Ok, e non esiste il mondo, cioè la gente non parla, non vuole informarsi, non vuole capire, non esistono criticità. Quindi io non so darvi una risposta, vi dico che è una situazione delicata, perché è quello vero, cioè una situazione delicata, e vi dico che esiste un mondo che non è solo, non perché non amiamo la città, mio fratello ci vive e adesso tornerò pure io, diciamo là, quindi è una città che amiamo, la mia famiglia è di lì, abbiamo tutti studiato lì, mamma, papà, mio fratello, io, cioè, quindi insomma il legame non è mai sciolto. Però quante città esistono nel mondo, vale? La situazione è delicata, chiaramente sceglierà De Laurentiis, il prodotto che sceglierà e l'altra persona deve dire sì,
Ma grande Giove, perché voi due non fate un giro con la DeLorean e ci dite come va a finire questa storia? Perché l'amico Valentino aveva lanciato questa cosa e chissà se riusciamo a prenderla in considerazione con i vari impegni. Guido, prendo un altro vocale, ci stiamo allargando, siamo quasi a 3 ore di live. Come va a finire? Dobbiamo sperare bene. Allora, dov'è Peppe Di Palma? I detti antichi non sbagliano mai, o pesce federa capa. Oggi paghiamo l'ipertrofico ego del nostro presidente che durante la festa di premiazione disse che questa squadra la potevo allenare anche io. Purtroppo tutto ciò che è avvenuto è stato un domino e l'unica speranza invana, perché a più di 70 anni una persona non cambia, è che De Laurentiis faccia mia colpa e cambi il modo di gestire la società, cosa purtroppo impossibile. Quindi non c'ho manco la voglia di polemizzare, perché non c'è soluzione, non c'è problema. Io avevo detto già. Scattano i Valerio, stavo riflettendo. Spero che comunque di essere stato minimamente di supporto, sicuramente non pesante. Non possiamo dire come se ne esce, eccetera, DeLorean, eccetera. Però ne possiamo fare i paragoni, per esempio, questa stagione come l'Inter dell'anno scorso, perché l'Inter a Marotta a un certo punto ha confermato e rinnovato Inzaghi. Io al massimo direi del Milan dell'anno scorso. Perché l'Inter non aveva vinto prima dell'incontro con l'Atalanta e poi con noi, uno scontro diretto, noi ancora non abbiamo vinto, ci possono essere perse tante partite. Innanzitutto ci sono degli elementi positivi che noi dobbiamo tenere stretti con i denti e non cadere nella narrazione che ci ha accompagnato, non da Valerio e Guido assolutamente, anzi Guido è proprio il contrario, questa narrazione in questi anni. Ad esempio, le coppe sono fondamentali e si è visto nel passato, perché non che stiamo abbandonando il campionato, però serve giocare molto, giocare bene, avere degli stimoli, perché per esempio l'anno scorso l'Inter in uscita un po' e poi ha fatto un bel finale di campionato, perché vinse quella Supercoppa anche bene col Milan, perché riusciva ad andare avanti in Coppa Campioni, invece anche per un sorteggio fortunato agli ottavi, eccetera. In Coppa Italia non ha abbandonato la Coppa Italia, nonostante doveva rincorrere in campionato, aveva vinto la Supercoppa, in Champions League comunque aveva passato gli ottavi, la Coppa Italia non l'ha abbandonata, è arrivata in finale, l'ha rivinta e comunque aveva vinto l'anno prima, quindi poteva essere sazia, perché dobbiamo aggrapparci al calcio. E al calcio, il calcio ti fa uscire dai problemi se tu puoi giocare delle partite e vincere. Meno partite noi abbiamo, cioè usciamo subito dalla Coppa Italia, è bella questo spunto. Invece avendo degli obiettivi a step, questi obiettivi per noi devono diventare loro la benzina per rilanciare, quindi è fondamentale rimanere aggrappati alle coppe, Coppa Italia, Supercoppa e Coppa Campioni, passare il turno. Questo sarà proprio il contrario che ci diranno, quindi uscire subito al 1000 per 1000 così possiamo recuperare in campionato se ci facciamo distrarre dalla Coppa, tanto non la vinci. Dopodiché ti chiedo, ma verrà Fabio, Rita, costringermi, faranno fare i collegamenti da casa loro, perché io ti dirò non mi chiamare perché faccio polemiche con quelli che tu chiami. Per me non so come si esce, non abbiamo la DeLorean, manco il modellino, però il calcio ci insegna questo. Io ce l'ho. Io no, c'ho la DB5 di James Bond. Aspetta, fermo, scoop internazionale, ce l'ho proprio qua. La faccio vedere. La faccio vedere. Bellissimo, quindi questo perché è un buon auspicio. È la versione Lego. Si è raffinato allora. Guarda quanto è bellina. Io una delle più grandi soddisfazioni che il mio nipotino ama giocare con le Lego, nonostante sono generazioni ipertecnologiche, e adesso mi ha chiesto di comprarli perché andai a Bologna, alla Cineteca, e vicino in Piazza Maggiore c'è il negozio della Lego e comprai tutti i pezzi bianchi e blu, per ovvie ragioni. Non c'è dubbio. Che ve lo devo dire, no? Quelli sfusi, no? Perché ormai nelle confezioni fai quella figurina e non fai. Allora ha detto che le vuole, adesso li vuole verdi, fortunatamente non li vuole bianchi e neri, eccetera.
Allora, Serena troppo carina, sta diventando un gruppo di supporto emotivo questa live, a me fa piacere perché comunque noi cerchiamo nella gioia incredibile dell'anno scorso e ce la siamo goduta insieme, adesso un po' meno gioiosa, ma cerchiamo sempre di analizzare senza prenderci per i capelli, è la perché cosa più altrimenti carina che ci potessero dire. è molto, veramente molto carina. Nel frattempo mi pare che la Gazzetta abbia detto esautorato Garcia, che è una parola che ovviamente non significa esonerato, ma siamo lì. Fabio dice: confermo esonerato Garcia, ma la fonte della Gazzetta dello Sport, quindi attenderei un attimo per la conferma. No, Valerio, mi stava venendo in mente una battutaccia che non faccio. Stai facendo come Garcia, che gli viene in mente, non dici. No, Matteo, non gli hanno manco rubato la Panda, penso un po'. Esatto, la nuova Panda DeLorean. Insomma, sì, restiamo insieme, Marco pure mezzo gaudio, almeno però ovviamente ragazzi siamo quasi a 3 ore di live. Ascolto quest'ultimo vocale di Gazzella Bella. Io avevo detto Giampaolo non per il meme, ma perché penso realmente che il Napoli in questo momento ha bisogno di un traghettatore, che sia veramente un traghettatore, ossia un allenatore esperto che verrebbe anche in una situazione così difficile, esperto che abbia allenato molto in Serie A e soprattutto di cui non rischiamo di innamorarci, perché il rischio più grande è che prendiamo un allenatore in extremis, di nuovo senza programmazione, e che ce ne innamoriamo e lo confermiamo e perdiamo un altro anno. Giampaolo credo tante cose positive, può fare bene, ma non ce ne innamoreremo mai e per questo lo voglio. Ma sei sicuro che non ce ne innamoriamo? Nel senso, poi ognuno avrà una sua visione del calcio. Vincere la Supercoppa o un altro allenatore sarebbe un restart di partenza utilissimo. Questo perché la Supercoppa avviene a metà stagione rispetto alla Coppa Italia vinta da Gattuso, che poi era il finale su cui si preparò poi la stagione successiva. Se poi il Napoli comincia a giocare bene, Giampaolo rifà rivedere le cose che fece vedere, è capace pure che si affezioni. Allora, a me piace quando i vocali hanno anche un altro pregio e fascino, no? Quando determinate considerazioni, affermazioni vengono fatte nonostante una domenica veramente particolarmente triste e negativa, no? Calcisticamente parlando, no? Con una certa calma. Allora noi dobbiamo parlare di cose vere che appunto noi non sappiamo, e quindi noi non sappiamo esattamente, a parte qualche sbavatura in campo, quali sono le criticità. Non diciamo sempre che il presidente, però diciamo che la squadra stia rendendo meno bene, e comunque nelle 14 partite finali del campionato già c'erano dei segni di rosso, e lo possono sapere solo i ragazzi, lo staff tecnico, eccetera. Infatti, come ho detto, la prima cosa che dovrebbe fare l'allenatore è chiudersi, ma veramente, poi che non ci deve essere sul sito, si sono riuniti e hanno detto, eccetera, lì deve partire la smattita, nessuno di voi sa nulla, per cortesia fate le persone serie. Lì per una volta devi andare allo scontro, non queste continue, eccetera, serie. Però perché ti dico questo? Non perché mi sono rincoglionito, un punto di partenza, perché è un punto di partenza per capire chi sia, a parte le conoscenze calcistiche, la figura adatta. Serve un allenatore sclerotico come Conte, o serve un allenatore in questo momento che abbia calma e rifaccia ripartire su fiducia calcistica? Ecco che una vittoria, una grande squadra, una Supercoppa fanno riconsiderare i ragazzi, ma noi siamo ancora quelli forti, non solo sappiamo per giocare a pallone, ma vinciamo le partite importanti, no? Perché questo cortocircuito adesso c'è nella loro testa di non sentirsi forti come c'è, ragazzi, c'è, perché tu non è. Quindi io non so, perché non so quali sono le vere, sono tutti rumors che cretinate, criticità umane, tecnico, tattiche, fisiche che hanno i ragazzi, perché quello sarebbe quello è il punto di partenza per capire qual è la figura più adatta al momento, perché oggi Klopp, paradossalmente Klopp potrebbe anche non essere Klopp, ma è il mio sogno, è che il sogno, insomma, di molte persone dotate di buon senso che amano un calcio pop esplosivo, eccetera, però potrebbe non andare bene. Invece Klopp ha fallito perché non era il profilo giusto in questo momento. Allora la verità è che noi non la sappiamo, questa verità non è una contraddizione, sappiamo un sacco di notizie chiacchierone, e invece è la verità che spero che invece abbiano ben chiara in società, che intanto è molto importante per ripartire bene.
Quindi io non ti dico, a parte le battutacce che si possono fare, sono anche sbagliate su Giampaolo, è chiaro che a prescindere da quelle che sono le necessità della squadra, abbiamo detto c'è quest'aurea adesso particolarmente negativa, sperando che il ragazzo merita che sparisca, però noi dobbiamo scegliere un profilo che sia umanamente, oltre che chiaramente calcisticamente, adatto al momento che stiamo vivendo adesso, e solo la società lo sa, nessun altro, tutto il resto sono chiacchiere che se la cavano. Gattuso, serve Conte darebbe la scossa. Vabbè, perché Conte i punti, lui c'ha carattere, eccetera. Poi viene Conte, perde con Atalanta, Inter e Juve. Conte è una delusione, prende tutti questi soldi, non ha saputo dare, perché così poi io non lo so perché non sto all'interno della società, ma so che da queste basi è utile ripartire, e quindi lo sanno quelle pochissime persone della società, e una sola viene dal mondo del calcio, perché Edo no, Chiavelli no, De Laurentiis no, anche se hanno questa presunzione che hanno capito tutto, e questo è un fardello pesante, perché come ha detto Valerio, che ascoltavo un attimo prima della live, è importante, chiaro che uno si assume la responsabilità, soprattutto se ha una posizione di comando là, però è anche utile, perciò è utile avere un vicepresidente che non sia tuo figlio, non perché io ho colto qualcosa, una persona che venga dal mondo del calcio ma abbia fatto anche ormai un percorso dirigenziale, quello che sta facendo Zanetti, perché farti capire le cose anche da un altro punto di vista di un settore così complesso come il calcio, dove si gioca in tanti, in 11, ti può far ragionare in maniera più aperta, almeno questo, no? E queste sono limitazioni che noi ci portiamo avanti da troppo tempo. Non ho capito se è stato esonerato, dici proprio esonerato oppure no. Quello che ci sta facendo sapere, che dobbiamo dire, ormai siamo avanti così. Gazzetta parla di riunione della dirigenza a Roma e di Garcia che non allenerà mercoledì. Intanto impazzano i meme. Ragazzi, siamo nel momento della cronaca, è in divenire, però mi sembra evidente che insomma non è che ci possiamo aspettare. È arrivato anche il silenzio stampa, voglio dire, è un più che un dato. Però voglio dire una cosa tanto ti rinnovo, tu che hai mezzi tecnici e tecnologici enormi, quel mio desiderio alla famiglia Cannavaro. Io umilmente non so perché erano lì al San Paolo, però ci sono anche alcune considerazioni. Innanzitutto sono napoletani, quindi avranno anche la famiglia lì, hanno fatto anche investimenti non solo nel centro sportivo, Cannavaro con Ciro Ferrara, la loro fondazione, e tra l'altro hanno una fondazione benefica che fa un sacco di operazioni socialmente utili a Napoli, per dire. Quindi col fatto che i Cannavaro, già che sono di Napoli, una famiglia di San Giovanni al Teduccio, mi sembra sono quindi una Napoli popolare, verace, genuina, mi sembra, poi posso sbagliarmi, quindi chiederei scusa se cioè già non è che tu dici come mai che Steven Spielberg a San Paolo. Seconda cosa, intanto vedi quante volte li hanno inquadrati, perché è un personaggio campione del mondo, pallone d'oro, eccetera, eccetera. Poteva anche essere semplicemente perché comunque è tifoso del Napoli, è in tribuna d'onore, è facile stare ospite, chiamato dal presidente, quindi non necessariamente perché c'è un avvicinamento in panchina, eccetera, però già non è un personaggio che è in logico se stai a Napoli, no? Però vedi anche questo fatto, il semplice fatto che è stato inquadrato, di quanto energia positiva. Io mi fisso molto sul fatto di avere ospiti importanti, legami con tifosi eccellenti, ospitati, è una mia fissazione, sbaglierò, però vedi, ha dato un'energia positiva prima ancora della fine della partita, no? È stato nominato più volte, poi la partita è finita e lo si lega il fatto che sarebbe lui l'allenatore perfetto. Sono elementi importanti dove noi siamo fortemente, c'è stato un momento che De Laurentiis forse ci seguiva, siamo fortemente indietro rispetto a altre società, invece è importante, però può essere presente, possono essere stati presenti per 1000 ragioni, tutte logiche, ragazzi, perché comunque, ripeto, non è uno che vive a Los Angeles, cioè, com'è che sta qua? No. Noi a volte non ci dimentichiamo di quante cose fanno determinate persone, perché ormai sono manager, no? Mi presono pure con Ciro Ferrara e Collana, che è al centro di una diatriba, non si sa se la responsabilità della regione, il comune, eccetera, per una ristrutturazione. Adesso è tutto fermo,
anche per le università non è stato restaurato il Collana, perché con la loro associazione volevano appunto ristrutturarlo, quindi è molto impegnato Fabio Cannavaro in città, in maniera molto presente, però può darsi che era lì perché il presidente ha detto vieni a fare una camminata perché se serve il tuo aiuto potrei chiamarti, può, però capito, può anche essere semplicemente perché è una cosa logica, il napoletano, tifoso del Napoli, e ha tanti interessi anche sociali a Napoli. Ma sì, a inizio stagione andarono pure in curva, non c'è dubbio. Appunto, quindi insomma, e comunque lo salutiamo. Per salutarci, certo. Ci puoi spiegare perché vorresti Careca come presidente onorario del Napoli? Perché io non lo vedevo da tanto tempo e lo vedemmo prima purtroppo della tragica e mai del tutto pianta abbastanza morta di Diego Armando Maradona, e mi fece un'impressione fantastica, perché comunque Careca, vivendo molto lontano, non aveva le possibilità spesso di vedere, ma per anche lui ha detto, a parte dice, questo lo metti in campo, sarà meno veloce di un tempo, ma mamma mia, la lucidità, il carisma, perché intanto un ponte con un bacino non solo di utenza, nel senso per attingere talenti, ma di utenza anche commerciale, di tifo fondamentale, che è quello del Sud America in pieno, perché invece andando sul serio ritengo, a parte questa lucidità, questo carisma, questa serenità, questa maturità che mi colpì, e anche una grande educazione. Ultimamente è ritornato a Napoli, ha giocato a calcetto, invece sull'aspetto che ci interessa a noi è un uomo che ha vissuto il bello e il cattivo tempo, i trionfi, una cocente sconfitta il 1 maggio 88, la rinascita, il campo internazionale, la drammatica situazione di Maradona squalificato, eccetera, quindi che non solo conosce l'ambiente, conosce le onde emotive di un ambiente, cioè uno che sa vincere e gestire le vittorie perché lo ha fatto, sa perdere e gestire la più cocente delusione della storia del calcio Napoli, il 1 maggio 1988, in casa col Milan, eccetera. Rinascere un trofeo internazionale onorato, non che non mandi la più grossa delusione umana, Maradona squalificato, come si chiama, perché è facile prendere uno che ha solo vinto, però deve saper gestire anche momenti di crisi, e lui secondo me saprebbe gestire gli uni e gli altri, ma non è detto che accetterebbe. Però per me sarebbe un profilo umano, tecnico e di esperienza, prima sul campo, chiaramente poi deve fare il suo percorso di genere, perfetto. Mi sembra una persona molto equilibrata, quindi questo è il mio, non viene mai nominato, è il mio, come si chiamano in America, quando tu fai il come endorsement. L'endorsement, esatto, sì. Scusa, che io non parlandolo più ogni giorno. Quindi ve l'ho spiegato il perché, cioè c'è una ragione, non perché mi piace Careca. Salvatore Bagni, ti dico dove lo nominerei. Lui deve. Qual è la caratteristica di Salvatore Bagni? Che a tutt'oggi ti dà un'energia, esatto, pur se dorme, no? Deve stare con i ragazzi, deve essere responsabile tecnico di tutto il settore che non abbiamo giovanile, perché Salvatore Bagni, vicepresidente, non che non lo potrebbe fare, è sprecato, visto che la sua caratteristica principale, Maradona quando vince lo scudetto dice è lui il cuore di Napoli, è lui, poi omaggia Bruscolotti, lo metteva lui, e lui è il campionato, però lui dice lui è il cuore e gli mette lo scudetto sul cuore. Io me ne ricordo queste cose, ragazzi, non è che sono tifoso a finta, Allora, secondo me, tu devi mettere l'uomo giusto al posto giusto. Qual è la caratteristica che a tutt'oggi in pensione, eccetera, che ti trasmette energia, voglia di vivere, una forza emotiva enorme, e tu la devi mettere a chi sta crescendo, alle giovani leve che palleggiano con loro, dirige, non è che è proprio il direttore, tutta l'area tecnica del settore giovanile. E gli amici e Bellini dicono: Guido, non c'è il settore giovanile, infatti non puoi mettere Salvatore Bagni più come vicepresidente. Chiaramente se De Laurentiis domani lo nomina vicepresidente, non solo io non piangerò, sarò contento, perché comunque è una figura a cui siamo affezionati, però secondo me non è il ruolo giusto, perché il ruolo giusto è uno che deve stare ancora a contatto sul campo, non l'allenatore, eccetera. Anche quello che detta un certo tipo di
di linea di condotta, che dà l'incoraggiamento, no? Perché gli dà un coraggio ai ragazzi. Guarda che non bisogna aver paura. Bagni può aver avuto tanti limiti nella vita, ma non era uno che si tirava indietro, no? E quindi tu devi trasmettere questa sua forza. Se lo metti dietro una scrivania può avere tanti contatti e fare anche operazioni molto interessanti da un punto di vista poi della prospettiva del fatturato, per carità, ben di Dio, ma la mia figura professionale adatta è Bagni in quel ruolo. E ho fatto un altro endorsement stasera. Guido, entriamo, ce l'hai il plutonio? Quindi spero di essere stato chiaro perché dissi Careca, non è una simpatia, è proprio studiato perché è chiarissimo. Perché poi mi sembra molto integro in questo momento, cioè una persona lucida. E poi tu devi avere anche una persona che è nel pieno ancora delle sue energie, non puoi mettere uno ormai che è stanco, non ha più voglia. Lo sappiamo che ADL non ha mai preso in considerazione questi personaggi storici del Napoli. Guido, io ti ringrazio, potremo rimanere live per un altro paio di ore, non credo che magari arriva appena stacchiamo, perché lo so come fate, la Rendis guarda, appena io stacco lancia il tweet lo fa È un genio. Visionario. Ti abbraccio, ti bacio e ci riaggiorniamo per la sosta, magari con qualche contenuto speciale. La pausa per le nazionali, Valerio. La sosta, perché, non si fermi. Perché alcuni non si fermano, perché per alcuni no, ma chiaramente sto scherzando, lo sapete che Valerio e io, voi non potete immaginare gli scherzi che ci facciamo, perché un giorno mi troverò una testa di cavallo nel letto, perché Valerio l'ultimo lo posso anche condividere con gli amici Bellini, che lui ha detto improvvisamente si fa la conferenza, ha detto non sono pronto, devo andare a domani una di queste notti mi sveglierò perché proprio Valerio non ce la farà più per gli scherzi. Questo è stato un po' cattivo, perché è stato cattivo perché tenevo già in mente come sviluppare il video, nel frattempo ma solo perché io ero andato avanti nel tempo, sapevo la DeLorean, che sarebbe stata una domenica difficile. No, in realtà non abbiamo questa presunzione, cerchiamo reciprocamente di tirarci sul morale, perché soprattutto purtroppo, poi saluto gli amici Bellini e Valerio, è il mio gravoso compito di fratello maggiore, cioè mi spetta come ruolo, se no che gli anni in più, visto che il mal di schiera è una cosa, almeno facciamo i saggi. Un abbraccio veramente di cuore a tutti. È un momento difficile, sì. Mangiamoci una pizza. I dolcetti ci stanno diventando un po' antipatici in questi giorni. Andiamoci a mangiare una pizza, quella è valida tutto l'anno. Un abbraccio, il mio consiglio condivisibile, che io agguanto e sfrutto e la prendo come obbligo morale appena vengo a Napoli. Ragazzi, i like aumenteranno nel finale di chi si guarderà questa live dopo 3 ore, magari ve la mettete in sottofondo, vi addormentate con la like, non lo so, con la like, magari con la live. Arriveremo a 1000 like e sarà una cosa straordinaria in un periodo pazzesco, veramente veramente incredibile. E chiudiamo con questo il trombone. A chi lo facciamo suonare? A Gaetano? Donizetti? Perché quella Gaetano. Il Barcellona l'ha recuperata la partita, sta 2-1. Mo il Manchester City sta perdendo col Chelsea, ma io voglio capire questo pareggio tra Lazio e Roma come andrà a finire, perché